10 dicembre 1927, Stoccolma. La temperatura è sotto zero, ma nella sala del premio Nobel c'è una donna che viene dalla calda Sardegna. È minuta, elegante, emozionata. Si alza e davanti al re di Svezia e a tutta l'Europa pronuncia queste parole. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Quella donna è Grazia Deledda. Ha appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È la seconda donna nella storia del mondo a vincerlo ed è l'unica donna italiana che lo abbia mai vinto, ancora oggi nel 2026, quasi 100 anni dopo. Una donna nata in un piccolo paese della Barbagia, che andò solo fino alla quarta elementare, che si formò da autodidatta e che conquistò il mondo con le sue storie di pastori, di peccato, di redenzione, di Sardegna. Ma immagina una Nuoro di fango e granito, dove il destino di una donna era già scritto tra le mura domestiche e il rosario. Grazia Deledda non doveva essere solo una scrittrice. Eppure in questi giorni di gennaio 2026, mentre la Sardegna intera si prepara a celebrare il centenario del suo premio Nobel, ci rendiamo conto che quella piccola donna ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda la nostra isola. Ma a quale prezzo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se credi che la storia dei personaggi sardi più importanti meriti di essere raccontata con coraggio e senza filtri, iscriviti al canale e lascia un like. Questa è la storia dell'unica donna italiana premio Nobel. Il 27 settembre 1871 a Nuoro, un paese di 7000 anime nel cuore della Barbagia, selvaggio, arcaico, isolato dal resto del mondo, eppure vivo, pulsante, ricco di cultura orale, di tradizioni millenarie, di storie raccontate davanti al fuoco, in una famiglia benestante, nasce Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. È la quarta di 7 figli. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Totoni, è un imprenditore e un politico locale, ex sindaco di Nuoro. Si diletta di poesia a livello amatoriale. La madre, Francesca Cambosu, è una donna dai severi costumi, forte, tradizionale. La famiglia Deledda non è povera. Hanno una casa dignitosa nel quartiere di Santu Pedro, hanno terreni, hanno rendite, ma soprattutto hanno qualcosa di raro per quell'epoca e quel luogo. Hanno libri. E la piccola Grazia fin da bambina li divora. Legge tutto ciò che le capita tra le mani, i romanzi di Carolina Invernizio, le avventure di Emilio Salgari, i classici della letteratura italiana. Impara a leggere prestissimo, quasi da sola, guidata da una fame insaziabile di storie. Ma la vita della famiglia Deledda è segnata dal dolore. 2 sorelline muoiono piccoline. Il padre muore quando Grazia ha 18 anni. Uno dei fratelli, Santus, viene arrestato per banditismo e finisce in carcere. Un altro fratello muore giovane. Sono tragedie che segneranno profondamente Grazia e che entreranno trasformate nelle sue storie. Nuoro è capitale della Barbagia, regione montuosa isolata, povera, segnata da banditismo, superstizioni, tradizioni pagane e cristiane miste, leggende di folletti, spiriti maligni, malocchio, stregoneria. Deledda assorbe questa cultura orale, pastori vendicativi, famiglie decadenti, passioni represse che esplodono in tragedie. La Sardegna rurale non è solo uno sfondo, è un personaggio. Con realismo, Grazia racconta fatalismo, colpe, passioni, superstizioni e le rigide regole morali delle comunità isolane. Grazia Deledda frequenta le scuole elementari a Nuoro, ma si ferma alla quarta elementare. Perché? Perché nel 1880 in Sardegna le ragazze non andavano oltre. Le scuole superiori erano per i maschi. Le donne dovevano imparare a cucire, cucinare, gestire la casa. Punto. Non serve altro una donna, dicevano. Ma Grazia non si arrende. La madre, Francesca, si occupa personalmente della sua formazione. Le impartisce lezioni e soprattutto contatta un professore privato, Pietro Ganga, docente di lettere italiane, latine e greche. Con lui Grazia studia i classici, la grammatica, la letteratura. È un'educazione informale, discontinua, ma intensa. E soprattutto è un'educazione che le apre la mente. Ma tra le pagine dei libri letti di nascosto e i racconti dei servi che arrivano dalle campagne, inizia a costruire un universo. Eppure c'è un problema gigantesco. Grazia cresce parlando in sardo, il dialetto nuorese è la sua lingua madre. L'italiano lo impara dai libri, e questo si sentirà sempre nella sua scrittura. Un italiano denso, arcaico,
ricco di dialettismi, di costruzioni sintattiche che traducono il pensiero sardo. Ma proprio questa imperfezione diventerà la sua forza, perché grazie a Deledda non scrive in un italiano accademico e distaccato, scrive con la voce della sua terra, con i ritmi, i colori, i suoni della Sardegna. E intanto fin da giovanissima Grazia rivela la sua inclinazione. Vuole scrivere, vuole diventare scrittrice, in un mondo che considera la scrittura una cosa da uomini, in una Sardegna patriarcale, dove una donna che scriveva era vista come una pazza, una che si dava delle arie. Una ragazza che scriveva ai giornali era quasi uno scandalo pubblico, ma Grazia se ne frega. Ha 17 anni e manda il suo primo racconto a una rivista. Nel 1887 Grazia scrive il racconto Sangue Sardo e lo manda alla rivista romana L'Ultima Moda, una rivista di moda femminile. E il racconto viene pubblicato. È l'esordio, è l'inizio di tutto, ma è anche l'inizio dello scandalo. Perché a Nuoro, quando la gente legge quel racconto, resta scioccata. Grazia ha descritto la Sardegna come un luogo selvaggio, violento, arcaico. Ha parlato di vendette, di sangue, di passioni primitive. Ha raccontato una Sardegna vera, cruda, lontana dalle cartoline folcloristiche che andavano di moda. E i nuoresi si offendono. Come osa questa ragazza? Dipinge la nostra terra come un posto di barbari. Ci fa fare brutta figura davanti agli italiani del continente. La cronaca dell'epoca ci parla di una Nuoro che la guardava con sospetto. Grazia viene insultata, derisa, evitata. Le famiglie di Nuoro la guardano con disprezzo. La sua comunità si sentì tradita. Ci descrive come selvaggi, sussurravano nei caffè di Via Maiore. Ma lei non si ferma. Anzi, continua a scrivere. Racconti, novelle, articoli. Li manda a riviste di tutta Italia. L'Ultima Moda, La Sardegna, Riviera Ligure. Giovanissima comincia a scrivere per giornali locali come La Nuova Sardegna e il Corriere Sardo. Nel 1890 pubblica la sua prima raccolta, il romanzo giovanile Fior di Sardegna, poi ribattezzato Fiore d'Oro. A 19 anni. Era giornalismo investigativo dell'anima, prima ancora che letteratura. Ma Grazia Deledda non vuole restare una scrittrice per bambini, non vuole conformarsi a quella che era la letteratura femminile dell'epoca. Romanzi rosa, storielle sentimentali, letteratura di evasione. Lei ha molte altre cose da dire e soprattutto lei vuole la Sardegna, vuole raccontare la sua terra, vuole farla conoscere al mondo intero. Nel 1899, a 28 anni, Grazia Deledda conosce per corrispondenza Palmiro Madesani, un impiegato del Ministero delle Finanze originario di Taranto, ma di stanza a Cagliari. E se ne innamora, o forse più semplicemente vede in lui una via di fuga, una possibilità di lasciare Nuoro, quel paese che la opprime, che la giudica, che non la capisce. L'11 gennaio 1900 Grazia e Palmiro si sposano nella chiesa del Rosario a Nuoro e si trasferiscono a Roma. Roma, la capitale, il centro della cultura italiana. Per Grazia è come aprire la finestra dopo anni in una stanza chiusa. Può respirare, può scrivere, può essere se stessa. Palmiro diventa il suo agente letterario, la sostiene, la incoraggia, gestisce i contatti con gli editori, promuove le sue opere in Italia e all'estero, ottenendo traduzioni in francese, tedesco, inglese. Nascono due figli, Sardus nel dicembre 1900 e Franz nel 1904. Vita appartata. Deledda rifiuta salotti letterari, dedica tempo a famiglia e scrittura. Roma è esilio volontario. Deledda soffre nostalgia di Nuoro, ma rifiuta il ritorno permanente. Roma mi ha dato il pane, ma Nuoro mi ha dato l'anima, scrive. Ma il cuore di Grazia resta in Sardegna. Anzi, paradossalmente è proprio da Roma che riesce finalmente a vedere la sua terra con la giusta distanza. Non è più dentro, non è più schiacciata dal giudizio dei paesani, può guardarla dall'alto, con occhio letterario. Ed è adesso che inizia a scrivere i suoi capolavori. Tra il 1890 e il 1899 pubblica 14 romanzi e centinaia di novelle. Nel 1903 pubblica Elias Portolo, la storia di un ex galeotto che si innamora della fidanzata del fratello. Passione, peccato, redenzione impossibile. Opera psicologica profonda, non verismo naturalistico, ma introspezione di coscienza tormentata. Primo successo nazionale, tradotto presto all'estero. Nel 1904 esce Cenere, la storia di una madre che abbandona il figlio e poi cerca di costruire il rapporto. Un romanzo che nel 1916 diventerà un film muto, interpretato dalla divina Eleonora Duse. Nel 1908 pubblica L'Edera, una storia di gelosia,
possessione, morte. Il viaggio nel cuore della Sardegna continua. Se non vuoi perdere altri video sui personaggi che hanno fatto la nostra storia, iscriviti ora e attiva la campanella. Un piccolo gesto che aiuta questo progetto a crescere. Ma è nel 1913 che arriva il romanzo, il capolavoro, il libro che cambierà tutto. Grazia Deledda pubblica puntate sulla rivista L'Illustrazione Italiana, il suo romanzo più famoso, Canne al vento. L'ambientazione è Galtellì, un paese vicino a Nuoro, dove Grazia era stata in visita. Nel romanzo il paese si chiama Galte. La storia è questa. 3 sorelle nobili ma decadute, Esther, Ruth e Noemi Pintor, vivono con il servo Efix in una casa cadente. Il padrone della famiglia, Don Zame, era fuggito anni prima in Sud America per sfuggire all'omicidio e alle vendette. Le sorelle aspettano il ritorno del nipote Giacinto, figlio di Don Zame, che dovrebbe salvare la famiglia dalla miseria. Ma quando Giacinto arriva è un dandy corrotto, pieno di debiti, che invece di salvare la famiglia la trascina ancora più in basso. Efix, il servo fedele, cerca disperatamente di proteggere le sue padrone, ma il destino, quel fatto cieco e crudele che domina tutta l'opera dell'Ediana, è più forte di lui. Il titolo Canne al vento viene da una frase che la vecchia Esther dice a un certo punto. Siamo canne e la sorte è il vento. È una metafora perfetta per l'intera visione del mondo di Grazia Deledda. Gli esseri umani sono fragili, impotenti, in balia di forze più grandi di loro. Il destino, la natura, la società, le passioni. Simbolismo potente. Canne al vento, metafora di vite fragili piegate dal destino. Leggende di folletti, fate crudeli animano la Barbagia. Conflitto tra istinti e convinzioni sociali, sensi di colpa, espiazione dolorosa. Ma, e qui sta la grandezza di Deledda, pur essendo canne al vento, gli uomini possono scegliere. Possono commettere il male o compiere il bene. Hanno il libero arbitrio. Possono lottare anche se perdono. Possono amare anche se soffrono. Possono redimersi anche se è tardi. È una visione tragica, ma non disperata. È una visione profondamente umana. E il paesaggio? La Sardegna di Canne al vento non è una cartolina folcloristica. È una terra mitica, archetipica, è biblica, dostoevskiana. È il luogo dove si combattono le grandi battaglie dell'anima umana. Opera plastica, ritrae vita sarda qual è e con profondità umana universale. Ancora ristampata da Feltrinelli nel 2024, la critica italiana storse il naso. Troppo provinciale, dicevano, troppo regionale, non abbastanza universale. Ma si sbagliavano, perché proprio quella specificità sarda, quella radicalità locale, diventava universale. Le storie dei pastori nuoresi parlavano dell'umanità intera e il mondo se ne accorse. Nel 1926 a Stoccolma il Comitato Nobel si riunisce. Devono decidere il vincitore del premio Nobel per la letteratura e scelgono lei, Grazia Deledda. La motivazione ufficiale recita: per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua apartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. È il riconoscimento, è la consacrazione, è il trionfo. Grazia Deledda è la seconda donna nella storia a vincere il Nobel per la letteratura, dopo la svedese Selma Lagerlöf nel 1909, e sarà l'unica italiana fino ad oggi, nel 2026. Pensa, dopo di lei hanno vinto il Nobel italiani come Luigi Pirandello nel 1934, Salvatore Quasimodo nel 1959, Eugenio Montale nel 1975, Dario Fo nel 1997, tutti uomini. E la cerimonia di premiazione avviene il 10 dicembre 1927 a Stoccolma. Grazia viaggia con il marito Palmiro, arriva nella gelida capitale svedese, indossa un elegante abito nero, è emozionata, commossa, fiera. Sale sul palco, riceve il diploma e la medaglia dal re di Svezia e pronuncia il suo discorso di ringraziamento in un italiano perfetto, con quella voce calda che viene da Sardegna. Nel discorso Nobel difende realismo contro estetismo, celebra la Sardegna come isola primitiva e fonte di ispirazione. Parla della sua famiglia, della sua terra, delle sue radici. Non rinnega nulla, non si vergogna di essere sarda, di venire da un grosso villaggio, tanto pittoresco quanto disgraziato come lei stessa aveva definito Nuoro. Anzi, è orgogliosa, perché è proprio quella Sardegna, quella Barbagia selvaggia, quel mondo arcaico e mitico che l'ha resa una scrittrice universale. Ma sai qual è la cosa più incredibile? La critica italiana continua a disprezzarla,
Luigi Pirandello, sì proprio lui, che vincerà il Nobel 8 anni dopo, la odiava. La chiamava sarcasticamente una scrittrice di romanzetti popolari. Diceva che le sue opere non avevano alcun peso nel canone letterario. E quando Gramsci vinse il Nobel, Pirandello quasi esplose di rabbia. Non la sopportava. Non sopportava che una donna, un'autodidatta, una scrittrice regionale venisse premiata prima di lui. Ma il tempo ha dato ragione a Grazia. Oggi i suoi libri sono studiati in tutte le scuole, sono tradotti in decine di lingue, sono letti e amati in tutto il mondo. Ma cosa rende grande la scrittura di Grazia Deledda? Prima di tutto, le influenze. Grazia negli anni aveva studiato tantissimo, soprattutto i narratori russi dell'Ottocento. Aveva letto e divorato Lev Tolstoi. Le aveva anche dedicato una raccolta di storie, promuovendo uno studio comparato tra i costumi russi e i costumi sardi. Poi aveva letto Chekhov, Gogol, Turgenev, Dostoevsky e aveva capito una cosa. La Sardegna era come la Russia. Terre immense, arcaiche, misteriose. Società contadine dominate da forze primordiali, la natura, il destino, la violenza, la religiosità popolare. E come i grandi russi avevano raccontato la loro terra dandole una dimensione universale, così Grazia poteva fare con la Sardegna. Per questo nella sua Sardegna ci sono atmosfere dostoevskiane, personaggi tolstoiani, paesaggi che sembrano usciti da Turgenev. Ma c'è anche un'altra influenza, il verismo italiano. Giovanni Verga, siciliano, aveva raccontato nei suoi romanzi Malavoglia. Mastro Don Gesualdo, il mondo dei pescatori e dei contadini siciliani con uno stile crudo, realistico, senza sentimentalismi. E Grazia Deledda fa lo stesso con i pastori sardi. Racconta la miseria, la violenza, le passioni brutali. Non edulcora, non abbellisce, mostra la Sardegna com'è. Per questo molti critici l'hanno accostata al verismo. E in effetti ci sono punti di contatto. I temi del destino, della famiglia popolare caduta in disgrazia, la rappresentazione senza filtri del mondo rurale. Ma c'è una differenza fondamentale. Grazia Deledda non è una verista pura, perché nella sua scrittura c'è sempre una dimensione mitica, simbolica, quasi fiabesca. La Sardegna non è solo un luogo reale, è un archetipo. È il teatro dove si svolge il dramma eterno dell'umanità. Ma la vita di Grazia Deledda, pur luminosa per successi letterari, fu segnata anche dalla tragedia personale. Abbiamo già detto delle morti in famiglia, ma c'è altro. Negli anni 30 Grazia scopre di avere un tumore al seno. Le condizioni peggiorano rapidamente. Lei lo sa che sta morendo, ma continua a scrivere, fino all'ultimo, fino a quando le forze non l'abbandonano completamente. Rifiuta l'operazione per non interrompere la scrittura e scrive il suo romanzo più autobiografico, Cosima. La storia di una giovane scrittrice sarda che deve lottare contro i pregiudizi della sua epoca e del suo paese per realizzare il suo sogno di scrivere. È Grazia stessa, è la sua storia, è il suo testamento letterario. Il romanzo sarà pubblicato postumo nel 1937, un anno dopo la sua morte. Il 15 agosto 1936, giorno di Ferragosto, Roma è deserta, sotto il sole cocente d'agosto. E in una casa del quartiere Parioli, Grazia Deledda muore. Ha 64 anni. Ha scritto decine di romanzi, centinaia di novelle, articoli, saggi. Ha conquistato il premio Nobel, ha fatto conoscere la Sardegna al mondo intero. Viene inizialmente tumulata al cimitero del Verano a Roma, ma alla fine degli anni 50 la famiglia decide di riportarla a Nuoro, nella chiesetta della Madonna della Solitudine. Un sarcofago di granito nero levigato, pietra di Sardegna, protegge le sue spoglie. È tornata a casa, nella sua Barbagia, nella sua Nuoro, nella sua terra che aveva tanto amato e tanto raccontato. Oggi, nel 2026, Grazia Deledda è più viva che mai. A Nuoro, nel quartiere di Sant'Upedru, c'è la casa natale di Grazia Deledda, oggi Museo Deleddiano. Si può visitare, si possono vedere le stanze dove Grazia visse fino al matrimonio nel 1900. Il percorso si snoda attraverso i 3 piani d'abitazione, con documenti originali, fotografie d'epoca, manoscritti e il diploma originale del premio Nobel. A Galtelì, il paese che ispirò Canne al vento, c'è il parco letterario Grazia Deledda. Ogni anno si organizzano eventi, passeggiate letterarie, rievocazioni storiche. A settembre c'è il Festival Sos Arastos de Gracia, le Orme di Grazia, che celebra la scrittrice con coralità, musica sarda, teatro. E poi c'è il premio letterario nazionale Grazia Deledda, nato nel 1952 e giunto ora alla 17ª edizione.
un premio prestigioso che ogni anno premia le migliori opere di narrativa, saggistica e studi deleddiani. Nel 2026 ricorre il centenario del Nobel. Grazia vinse il premio nel 1926, ma la cerimonia si tenne il 10 dicembre 1927 e la Sardegna si sta preparando a celebrare questo anniversario in grande stile. Ma veniamo ai fatti più recenti. Il 23 gennaio 2026 la Giunta regionale ha ufficialmente intitolato la Biblioteca regionale di Cagliari a Grazia Deledda, un atto che arriva nel pieno dei preparativi per il centenario del Nobel. La notizia che sta scuotendo l'isola in queste ore è l'imminente arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nuoro, previsto per febbraio, per inaugurare le celebrazioni solenni. Non è solo una festa, è una riflessione su cosa significhi oggi essere sardi. La Regione Sardegna ha deciso di omaggiare gli istituti scolastici superiori dell'isola con 6 titoli tra i più conosciuti della Deledda: Cane al vento, La madre, Elias Portolu, Marianna Sirca, Cenere, Cosima. In totale 1566 volumi distribuiti a 133 scuole. L'assessore Ilaria Portas ha dichiarato: la finalità è dare massima diffusione e conoscenza della Deledda tra le studentesse e gli studenti sardi. E nel 2026 ci saranno mostre, convegni, festival letterari, iniziative artistiche in tutta la Sardegna per celebrare la più grande scrittrice che l'isola abbia mai prodotto. Il premio letterario Grazia Deledda, presieduto da Gustavo Zagrebelski, sta raccogliendo adesioni da tutto il mondo, segno che quella Sardegna arcaica descritta da Grazia parla ancora un linguaggio universale. Ma perché Grazia Deledda conta ancora oggi, nel 2026? Primo, perché è l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. In un secolo di premi Nobel l'Italia ha prodotto 6 vincitori. Uno solo è una donna, Grazia. Questo ci dice qualcosa sulla condizione femminile in Italia, sulla difficoltà che le donne hanno ancora oggi ad emergere in certi ambiti, sul fatto che Grazia 100 anni fa riuscì a fare qualcosa che nessuna donna italiana è più riuscita a fare. Secondo, perché Grazia Deledda rappresenta la rivincita dei marginali. Era una donna, era sarda, veniva da un paese sperduto, non aveva un'educazione formale, eppure conquistò il mondo. È un messaggio potentissimo. Non importa da dove vieni, non importa se sei uomo o donna, non importa se hai studiato nelle università prestigiose o se ti sei formato da autodidatta. Se hai talento, se hai qualcosa da dire, se hai il coraggio di lottare, puoi farcela. Terzo, perché Grazia Deledda fece conoscere la Sardegna al mondo. Prima di lei la Sardegna era sconosciuta. Dopo di lei tutti sapevano dell'esistenza di quest'isola misteriosa, arcaica, affascinante. E lo fece senza tradire la sua terra, senza piegarsi ai gusti del pubblico continentale. Raccontò la Sardegna com'era, rude, violenta, tragica, ma anche piena di bellezza, di poesia, di umanità. Quarto, perché le sue storie parlano di temi universali: il peccato e la redenzione, il destino e il libero arbitrio, l'amore e il dolore, la famiglia e la società. Sono temi che toccano tutti, sempre, ovunque. E infine perché Grazia Deledda fu una rivoluzionaria, una donna che osò fare quello che alle donne era proibito, che si oppose a una società patriarcale e ottusa, che rivendicò il suo diritto a emanciparsi nella scrittura e nella vita privata. Fu una pioniera, una combattente, una che non si piegò mai. E questo nel 2026 è ancora un esempio potentissimo. Deledda influenza generazioni di scrittori sardi come Salvatore Satta, Giuseppe De Sì, Sergio Azzeni. L'opera di Deledda non è solo letteratura, è patrimonio culturale della Sardegna. Ha creato stereotipi e al tempo stesso un'analisi profondamente umana dei rapporti sociali isolani. Ancora oggi la sua figura è oggetto di studi, festival, letture ed edizioni. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Se il coraggio di Grazia ti ha ispirato, iscriviti al canale e metti un like. Ma ora voglio sapere la tua. Secondo te, Grazia Deledda è ancora capita dei sardi di oggi o è diventata solo un simbolo da usare per il turismo? Hai mai letto Cane al vento o altri romanzi della Deledda? Discutiamone insieme. Grazie di cuore per aver seguito questo video nella vita di Grazia Deledda, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda non è solo la più grande scrittrice sarda, è una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento. È la dimostrazione che dalla Sardegna, da quella terra che molti considerano marginale, possono nascere geni che conquistano il mondo. E soprattutto è l'esempio di una donna che non si è mai arresa, che ha lottato contro tutto e tutti per realizzare il suo sogno, e che ce l'ha fatta. Grazia non ha solo vinto un premio, ha vinto una battaglia contro il silenzio.
Oggi la celebriamo con monumenti e intitolazioni, ma abbiamo davvero imparato la sua lezione di libertà? Continua a seguire l'Isola in Forma per altre storie di grandi sardi che hanno lasciato il segno nella storia, perché la nostra terra ha dato in Natale a persone straordinarie e queste persone meritano di essere ricordate. Un abbraccio forte a te che mi ha fatto compagnia fino alla fine e ricorda, siamo canne al vento, ma possiamo scegliere come piegarci. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo racconto della nostra terra. 10 dicembre 1927, Stoccolma. La temperatura è sotto zero, ma nella sala del premio Nobel c'è una donna che viene dalla calda Sardegna. È minuta, elegante, emozionata. Si alza e davanti al re di Svezia e a tutta l'Europa pronuncia queste parole. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Quella donna è Grazia Deledda. Ha appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È la seconda donna nella storia del mondo a vincerlo ed è l'unica donna italiana che lo abbia mai vinto, ancora oggi nel 2026, quasi 100 anni dopo. Una donna nata in un piccolo paese della Barbagia, che andò solo fino alla quarta elementare, che si formò da autodidatta e che conquistò il mondo con le sue storie di pastori, di peccato, di redenzione, di Sardegna. Ma immagina una Nuoro di fango e granito, dove il destino di una donna era già scritto tra le mura domestiche e il rosario. Grazia Deledda non doveva essere solo una scrittrice. Eppure in questi giorni di gennaio 2026, mentre la Sardegna intera si prepara a celebrare il centenario del suo premio Nobel, ci rendiamo conto che quella piccola donna ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda la nostra isola. Ma a quale prezzo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se credi che la storia dei personaggi sardi più importanti meriti di essere raccontata con coraggio e senza filtri, iscriviti al canale e lascia un like. Questa è la storia dell'unica donna italiana premio Nobel. Il 27 settembre 1871 a Nuoro, un paese di 7.000 anime nel cuore della Barbagia, selvaggio, arcaico, isolato dal resto del mondo, eppure vivo, pulsante, ricco di cultura orale, di tradizioni millenarie, di storie raccontate davanti al fuoco, in una famiglia benestante, nasce Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. È la quarta di 7 figli. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Totoni, è un imprenditore e un politico locale, ex sindaco di Nuoro. Si diletta di poesia a livello amatoriale. La madre, Francesca Cambosu, è una donna dai severi costumi, forte, tradizionale. La famiglia Deledda non è povera. Hanno una casa dignitosa nel quartiere di Santu Pedro, hanno terreni, hanno rendite, ma soprattutto hanno qualcosa di raro per quell'epoca e quel luogo. Hanno libri. E la piccola Grazia fin da bambina li divora. Legge tutto ciò che le capita tra le mani, i romanzi di Carolina Invernizio, le avventure di Emilio Salgari, i classici della letteratura italiana. Impara a leggere prestissimo, quasi da sola, guidata da una fame insaziabile di storie. Ma la vita della famiglia Deledda è segnata dal dolore. 2 sorelline muoiono piccoline. Il padre muore quando Grazia ha 18 anni. Uno dei fratelli, Santus, viene arrestato per banditismo e finisce in carcere. Un altro fratello muore giovane. Sono tragedie che segneranno profondamente Grazia e che entreranno trasformate nelle sue storie. Nuoro è capitale della Barbagia, regione montuosa isolata, povera, segnata da banditismo, superstizioni, tradizioni pagane e cristiane miste, leggende di folletti, spiriti maligni, malocchio, stregoneria. Deledda assorbe questa cultura orale. Pastori vendicativi, famiglie decadenti, passioni represse che esplodono in tragedie. La Sardegna rurale non è solo uno sfondo, è un personaggio. Con realismo, Grazia racconta fatalismo, colpe, passioni, superstizioni e le rigide regole morali delle comunità isolane. Grazia Deledda frequenta le scuole elementari a Nuoro, ma si ferma alla quarta elementare. Perché? Perché nel 1880 in Sardegna le ragazze non andavano oltre. Le scuole superiori erano per i maschi. Le donne dovevano imparare a cucire, cucinare, gestire la casa. Punto. Non serve altro una donna, dicevano. Ma Grazia non si arrende. La madre, Francesca, si occupa personalmente della sua formazione. Le impartisce lezioni e soprattutto contatta un professore privato, Pietro Ganga, docente di lettere italiane, latine e greche. Con lui Grazia studia i classici, la grammatica, la letteratura.
È un'educazione informale, discontinua, ma intensa. E soprattutto è un'educazione che le apre la mente. Ma tra le pagine dei libri letti di nascosto e i racconti dei servi che arrivano dalle campagne, inizia a costruire un universo. Eppure c'è un problema gigantesco. Grazia cresce parlando in sardo, il dialetto nuorese è la sua lingua madre. L'italiano lo impara dai libri, e questo si sentirà sempre nella sua scrittura. Un italiano denso, arcaico, ricco di dialettismi, di costruzioni sintattiche che traducono il pensiero sardo. Ma proprio questa imperfezione diventerà la sua forza, perché Grazia Deledda non scrive in un italiano accademico e distaccato, scrive con la voce della sua terra, con i ritmi, i colori, i suoni della Sardegna. E intanto fin da giovanissima Grazia rivela la sua inclinazione. Vuole scrivere, vuole diventare scrittrice, in un mondo che considera la scrittura una cosa da uomini, in una Sardegna patriarcale, dove una donna che scriveva era vista come una pazza, una che si dava delle arie. Una ragazza che scriveva ai giornali era quasi uno scandalo pubblico, ma Grazia se ne frega. Ha 17 anni e manda il suo primo racconto a una rivista. Nel 1887 Grazia scrive il racconto Sangue Sardo e lo manda alla rivista romana L'Ultima Moda, una rivista di moda femminile. E il racconto viene pubblicato. È l'esordio, è l'inizio di tutto, ma è anche l'inizio dello scandalo. Perché a Nuoro, quando la gente legge quel racconto, resta scioccata. Grazia ha descritto la Sardegna come un luogo selvaggio, violento, arcaico. Ha parlato di vendette, di sangue, di passioni primitive. Ha raccontato una Sardegna vera, cruda, lontana dalle cartoline folcloristiche che andavano di moda. E i nuoresi si offendono. Come osa questa ragazza? Dipinge la nostra terra come un posto di barbari. Ci fa fare brutta figura davanti agli italiani del continente. La cronaca dell'epoca ci parla di una Nuoro che la guardava con sospetto. Grazia viene insultata, derisa, evitata. Le famiglie di Nuoro la guardano con disprezzo. La sua comunità si sentì tradita. Ci descrive come selvaggi, sussurravano nei caffè di Via Maiore. Ma lei non si ferma. Anzi, continua a scrivere. Racconti, novelle, articoli. Li manda a riviste di tutta Italia. L'Ultima Moda, La Sardegna, Riviera Ligure. Giovanissima comincia a scrivere per giornali locali come La Nuova Sardegna e il Corriere Sardo. Nel 1890 pubblica la sua prima raccolta, il romanzo giovanile Fior di Sardegna, poi ribattezzato Fiore d'Oro. A 19 anni. Era giornalismo investigativo, dell'anima, prima ancora che letteratura. Ma Grazia Deledda non vuole restare una scrittrice per bambini, non vuole conformarsi a quella che era la letteratura femminile dell'epoca. Romanzi rosa, storielle sentimentali, letteratura di evasione. Lei ha molte altre cose da dire e soprattutto lei vuole la Sardegna, vuole raccontare la sua terra, vuole farla conoscere al mondo intero. Nel 1899, a 28 anni, Grazia Deledda conosce per corrispondenza Palmiro Madesani, un impiegato del Ministero delle Finanze originario di Taranto, ma di stanza a Cagliari. E se ne innamora, o forse più semplicemente vede in lui una via di fuga. Una possibilità di lasciare Nuoro, quel paese che la opprime, che la giudica, che non la capisce. L'11 gennaio 1900 Grazia e Palmiro si sposano nella chiesa del Rosario a Nuoro e si trasferiscono a Roma. Roma, la capitale, il centro della cultura italiana. Per Grazia è come aprire la finestra dopo anni in una stanza chiusa. Può respirare, può scrivere, può essere se stessa. Palmiro diventa il suo agente letterario, la sostiene, la incoraggia, gestisce i contatti con gli editori, promuove le sue opere in Italia e all'estero, ottenendo traduzioni in francese, tedesco, inglese. Nascono due figli, Sardus nel dicembre 1900 e Franz nel 1904. Vita appartata. Deledda rifiuta salotti letterari, dedica tempo a famiglia e scrittura. Roma è esilio volontario. Deledda soffre nostalgia di Nuoro, ma rifiuta il ritorno permanente. Roma mi ha dato il pane, ma Nuoro mi ha dato l'anima, scrive. Ma il cuore di Grazia resta in Sardegna. Anzi, paradossalmente è proprio da Roma che riesce finalmente a vedere la sua terra con la giusta distanza. Non è più dentro, non è più schiacciata dal giudizio dei paesani. Può guardarla dall'alto, con occhio letterario. Ed è adesso che inizia a scrivere i suoi capolavori. Tra il 1890 e il 1899 pubblica 14 romanzi e centinaia di novelle. Nel 1903 pubblica Elias Portolo, la storia di un ex galeotto che si innamora della fidanzata del fratello. Passione, peccato, redenzione impossibile.
Opera psicologica profonda, non verismo naturalistico, ma introspezione di coscienza tormentata. Primo successo nazionale, tradotto presto all'estero. Nel 1904 esce Cenere, la storia di una madre che abbandona il figlio e poi cerca di costruire il rapporto. Un romanzo che nel 1916 diventerà un film muto, interpretato dalla divina Eleonora Duse. Nel 1908 pubblica L'Edera, una storia di gelosia, possessione, morte. Il viaggio nel cuore della Sardegna continua. Se non vuoi perdere altri video sui personaggi che hanno fatto la nostra storia, iscriviti ora e attiva la campanella. Un piccolo gesto che aiuta questo progetto a crescere. Ma è nel 1913 che arriva il romanzo, il capolavoro, il libro che cambierà tutto. Grazia Deledda pubblica puntate sulla rivista L'Illustrazione Italiana, il suo romanzo più famoso, Canne al vento. L'ambientazione è Galtellì, un paese vicino a Nuoro, dove Grazia era stata in visita. Nel romanzo il paese si chiama Galte. La storia è questa. 3 sorelle nobili ma decadute, Esther, Ruth e Noemi Pintor, vivono con il servo Efix in una casa cadente. Il padrone della famiglia, Don Zame, era fuggito anni prima in Sud America per sfuggire all'omicidio e alle vendette. Le sorelle aspettano il ritorno del nipote Giacinto, figlio di Don Zame, che dovrebbe salvare la famiglia dalla miseria. Ma quando Giacinto arriva è un dandy corrotto, pieno di debiti, che invece di salvare la famiglia la trascina ancora più in basso. Efix, il servo fedele, cerca disperatamente di proteggere le sue padrone, ma il destino, quel fatto cieco e crudele che domina tutta l'opera dell'Ediana, è più forte di lui. Il titolo Canne al vento viene da una frase che la vecchia Esther dice a un certo punto. Siamo canne e la sorte è il vento. È una metafora perfetta per l'intera visione del mondo di Grazia Deledda. Gli esseri umani sono fragili, impotenti, in balia di forze più grandi di loro. Il destino, la natura, la società, le passioni. Simbolismo potente. Canne al vento, metafora di vite fragili piegate dal destino. Leggende di folletti, fate crudeli animano la Barbagia. Conflitto tra istinti e convinzioni sociali, sensi di colpa, espiazione dolorosa. Ma, e qui sta la grandezza di Deledda, pur essendo canne al vento, gli uomini possono scegliere. Possono commettere il male o compiere il bene. Hanno il libero arbitrio. Possono lottare anche se perdono. Possono amare anche se soffrono. Possono redimersi anche se è tardi. È una visione tragica, ma non disperata. È una visione profondamente umana. E il paesaggio? La Sardegna di Canne al vento non è una cartolina folcloristica. È una terra mitica, archetipica, è biblica, dostoevskiana. È il luogo dove si combattono le grandi battaglie dell'anima umana. Opera plastica, ritrae vita sarda qual è e con profondità umana universale. Ancora ristampata da Feltrinelli nel 2024, la critica italiana storse il naso. Troppo provinciale, dicevano, troppo regionale, non abbastanza universale. Ma si sbagliavano, perché proprio quella specificità sarda, quella radicalità locale, diventava universale. Le storie dei pastori nuoresi parlavano dell'umanità intera e il mondo se ne accorse. Nel 1926 a Stoccolma il Comitato Nobel si riunisce. Devono decidere il vincitore del premio Nobel per la letteratura e scelgono lei, Grazia Deledda. La motivazione ufficiale recita: per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua apartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. È il riconoscimento, è la consacrazione, è il trionfo. Grazia Deledda è la seconda donna nella storia a vincere il Nobel per la letteratura, dopo la svedese Selma Lagerlöf nel 1909, e sarà l'unica italiana fino ad oggi, nel 2026. Pensa, dopo di lei hanno vinto il Nobel italiani come Luigi Pirandello nel 1934, Salvatore Quasimodo nel 1959, Eugenio Montale nel 1975, Dario Fo nel 1997, tutti uomini. E la cerimonia di premiazione avviene il 10 dicembre 1927 a Stoccolma. Grazia viaggia con il marito Palmiro, arriva nella gelida capitale svedese, indossa un elegante abito nero, è emozionata, commossa, fiera. Sale sul palco, riceve il diploma e la medaglia dal re di Svezia e pronuncia il suo discorso di ringraziamento in un italiano perfetto, con quella voce calda che viene da Sardegna. Nel discorso Nobel difende realismo contro estetismo, celebra la Sardegna come isola primitiva e fonte di ispirazione. Parla della sua famiglia, della sua terra,
delle sue radici. Non rinnega nulla, non si vergogna di essere sarda, di venire da un grosso villaggio, tanto pittoresco quanto disgraziato come lei stessa aveva definito Nuoro. Anzi, è orgogliosa, perché è proprio quella Sardegna, quella Barbagia selvaggia, quel mondo arcaico e mitico che l'ha resa una scrittrice universale. Ma sai qual è la cosa più incredibile? La critica italiana continua a disprezzarla. Luigi Pirandello, sì, proprio lui, che vincerà il Nobel 8 anni dopo, la odiava. La chiamava sarcasticamente una scrittrice di romanzetti popolari. Diceva che le sue opere non avevano alcun peso nel canone letterario. E quando Granzer vinse il Nobel, Pirandello quasi esplose di rabbia. Non la sopportava. Non sopportava che una donna, un'autodidatta, una scrittrice regionale venisse premiata prima di lui. Ma il tempo ha dato ragione a Grazia. Oggi i suoi libri sono studiati in tutte le scuole, sono tradotti in decine di lingue, sono letti e amati in tutto il mondo. Ma cosa rende grande la scrittura di Grazia Deledda? Prima di tutto, le influenze. Grazia negli anni aveva studiato tantissimo, soprattutto i narratori russi dell'Ottocento. Aveva letto e divorato Lev Tolstoi. Le aveva anche dedicato una raccolta di storie, promuovendo uno studio comparato tra i costumi russi e i costumi sardi. Poi aveva letto Chekhov, Gogol, Turgenev, Dostoevsky e aveva capito una cosa. La Sardegna era come la Russia. Terre immense, arcaiche, misteriose. Società contadine dominate da forze primordiali, la natura, il destino, la violenza, la religiosità popolare. E come i grandi russi avevano raccontato la loro terra dandole una dimensione universale, così Grazia poteva fare con la Sardegna. Per questo nella sua Sardegna ci sono atmosfere dostoevskiane, personaggi tolstoiani, paesaggi che sembrano usciti da Turgenev. Ma c'è anche un'altra influenza, il verismo italiano. Giovanni Verga, siciliano, aveva raccontato nei suoi romanzi Malavoglia. Mastro Don Gesualdo, il mondo dei pescatori e dei contadini siciliani con uno stile crudo, realistico, senza sentimentalismi. E Grazia Deledda fa lo stesso con i pastori sardi. Racconta la miseria, la violenza, le passioni brutali. Non edulcora, non abbellisce, mostra la Sardegna com'è. Per questo molti critici l'hanno accostata al verismo. E in effetti ci sono punti di contatto. I temi del destino, della famiglia popolare caduta in disgrazia, la rappresentazione senza filtri del mondo rurale. Ma c'è una differenza fondamentale. Grazia Deledda non è una verista pura, perché nella sua scrittura c'è sempre una dimensione mitica, simbolica, quasi fiabesca. La Sardegna non è solo un luogo reale, è un archetipo. È il teatro dove si svolge il dramma eterno dell'umanità. Ma la vita di Grazia Deledda, pur luminosa per successi letterari, fu segnata anche dalla tragedia personale. Abbiamo già detto delle morti in famiglia, ma c'è altro. Negli anni 30 Grazia scopre di avere un tumore al seno. Le condizioni peggiorano rapidamente. Lei lo sa che sta morendo, ma continua a scrivere, fino all'ultimo, fino a quando le forze non l'abbandonano completamente. Rifiuta l'operazione per non interrompere la scrittura e scrive il suo romanzo più autobiografico, Cosima. La storia di una giovane scrittrice sarda che deve lottare contro i pregiudizi della sua epoca e del suo paese per realizzare il suo sogno di scrivere. È Grazia stessa, è la sua storia, è il suo testamento letterario. Il romanzo sarà pubblicato postumo nel 1937, un anno dopo la sua morte. Il 15 agosto 1936, giorno di Ferragosto, Roma è deserta, sotto il sole cocente di agosto. E in una casa del quartiere Parioli, Grazia Deledda muore. Ha 64 anni. Ha scritto decine di romanzi, centinaia di novelle, articoli, saggi. Ha conquistato il premio Nobel, ha fatto conoscere la Sardegna al mondo intero. Viene inizialmente tumulata al cimitero del Verano a Roma, ma alla fine degli anni 50 la famiglia decide di riportarla a Nuoro, nella chiesetta della Madonna della Solitudine. Un sarcofago di granito nero levigato, pietra di Sardegna, protegge le sue spoglie. È tornata a casa, nella sua Barbagia, nella sua Nuoro, nella sua terra che aveva tanto amato e tanto raccontato. Oggi, nel 2026, Grazia Deledda è più viva che mai. A Nuoro, nel quartiere di Sant'Upedru, c'è la casa natale di Grazia Deledda, oggi Museo Deleddiano. Si può visitare, si possono vedere le stanze dove Grazia visse fino al matrimonio nel 1900. Il percorso si snoda attraverso i 3 piani d'abitazione, con documenti originali, fotografie d'epoca, manoscritti e il diploma originale del premio Nobel.
A Galtelì, il paese che ispirò Canne al Vento, c'è il parco letterario Grazia Deledda. Ogni anno si organizzano eventi, passeggiate letterarie, rievocazioni storiche. A settembre c'è il Festival Sos Arastos de Gracia, le Orme di Grazia, che celebra la scrittrice con coralità, musica sarda, teatro. E poi c'è il Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda, nato nel 1952 e giunto ora alla 17ª edizione. Un premio prestigioso che ogni anno premia le migliori opere di narrativa, saggistica e studi deleddiani. Nel 2026 ricorre il centenario del Nobel. Grazia vinse il premio nel 1926, ma la cerimonia si tenne il 10 dicembre 1927. E la Sardegna si sta preparando a celebrare questo anniversario in grande stile. Ma veniamo ai fatti più recenti. Il 23 gennaio 2026 la Giunta regionale ha ufficialmente intitolato la Biblioteca regionale di Cagliari a Grazia Deledda. Un atto che arriva nel pieno dei preparativi per il centenario del Nobel. La notizia che sta scuotendo l'isola in queste ore è l'imminente arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nuoro, previsto per febbraio, per inaugurare le celebrazioni solenni. Non è solo una festa, è una riflessione su cosa significhi oggi essere sardi. La Regione Sardegna ha deciso di omaggiare gli istituti scolastici superiori dell'isola con 6 titoli tra i più conosciuti della Deledda: Canne al Vento, La Madre, Elias Portolu, Marianna Sirca, Cenere, Cosima. In totale 1566 volumi distribuiti a 133 scuole. L'assessore Ilaria Portas ha dichiarato: la finalità è dare massima diffusione e conoscenza della Deledda tra le studentesse e gli studenti sardi. E nel 2026 ci saranno mostre, convegni, festival letterari, iniziative artistiche in tutta la Sardegna per celebrare la più grande scrittrice che l'isola abbia mai prodotto. Il premio letterario Grazia Deledda, presieduto da Gustavo Zagrebelski, sta raccogliendo adesioni da tutto il mondo, segno che quella Sardegna arcaica descritta da Grazia parla ancora un linguaggio universale. Ma perché Grazia Deledda conta ancora oggi, nel 2026? Primo, perché è l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. In un secolo di premi Nobel l'Italia ha prodotto 6 vincitori. Uno solo è una donna, Grazia. Questo ci dice qualcosa sulla condizione femminile in Italia, sulla difficoltà che le donne hanno ancora oggi ad emergere in certi ambiti, sul fatto che Grazia 100 anni fa riuscì a fare qualcosa che nessuna donna italiana è più riuscita a fare. Secondo, perché Grazia Deledda rappresenta la rivincita dei marginali. Era una donna, era sarda, veniva da un paese sperduto, non aveva un'educazione formale, eppure conquistò il mondo. È un messaggio potentissimo. Non importa da dove vieni, non importa se sei uomo o donna, non importa se hai studiato nelle università prestigiose o se ti sei formato da autodidatta. Se hai talento, se hai qualcosa da dire, se hai il coraggio di lottare, puoi farcela. Terzo, perché Grazia Deledda fece conoscere la Sardegna al mondo. Prima di lei la Sardegna era sconosciuta. Dopo di lei tutti sapevano dell'esistenza di quest'isola misteriosa, arcaica, affascinante. E lo fece senza tradire la sua terra, senza piegarsi ai gusti del pubblico continentale. Raccontò la Sardegna com'era, rude, violenta, tragica, ma anche piena di bellezza, di poesia, di umanità. Quarto, perché le sue storie parlano di temi universali. Il peccato e la redenzione, il destino e il libero arbitrio, l'amore e il dolore, la famiglia e la società. Sono temi che toccano tutti, sempre, ovunque. E infine perché Grazia Deledda fu una rivoluzionaria, una donna che osò fare quello che alle donne era proibito, che si oppose a una società patriarcale e ottusa, che rivendicò il suo diritto a emanciparsi nella scrittura e nella vita privata. Fu una pioniera, una combattente, una che non si piegò mai. E questo nel 2026 è ancora un esempio potentissimo. Deledda influenza generazioni di scrittori sardi come Salvatore Satta, Giuseppe De Sì, Sergio Azzeni. L'opera di Deledda non è solo letteratura, è patrimonio culturale della Sardegna. Ha creato stereotipi e al tempo stesso un'analisi profondamente umana dei rapporti sociali isolani. Ancora oggi la sua figura è oggetto di studi, festival, letture ed edizioni. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Se il coraggio di Grazia ti ha ispirato, iscriviti al canale e metti un like. Ma ora voglio sapere la tua. Secondo te, Grazia Deledda è ancora capita dei sardi di oggi o è diventata solo un simbolo da usare per il turismo? Hai mai letto Canne al Vento o altri romanzi della Deledda? Discutiamone insieme. Grazie di cuore per aver seguito questo video nella vita di Grazia Deledda, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda non è solo la più grande scrittrice sarda,
è una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento. È la dimostrazione che dalla Sardegna, da quella terra che molti considerano marginale, possono nascere geni che conquistano il mondo. E soprattutto è l'esempio di una donna che non si è mai arresa, che ha lottato contro tutto e tutti per realizzare il suo sogno, e che ce l'ha fatta. Grazia non ha solo vinto un premio, ha vinto una battaglia contro il silenzio. Oggi la celebriamo con monumenti e intitolazioni, ma abbiamo davvero imparato la sua lezione di libertà? Continua a seguire l'Isola in Forma per altre storie di grandi sardi che hanno lasciato il segno nella storia, perché la nostra terra ha dato il Natale a persone straordinarie, e queste persone meritano di essere ricordate. Un abbraccio forte a te che mi ha fatto compagnia fino alla fine, e ricorda, siamo canne al vento, ma possiamo scegliere come piegarci. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo racconto della nostra terra. 10 dicembre 1927, Stoccolma. La temperatura è sotto zero, ma nella sala del premio Nobel c'è una donna che viene dalla calda Sardegna. È minuta, elegante, emozionata. Si alza e davanti al re di Svezia e a tutta l'Europa pronuncia queste parole. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Quella donna è Grazia Deledda. Ha appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È la seconda donna nella storia del mondo a vincerlo. Ed è l'unica donna italiana che lo abbia mai vinto, ancora oggi nel 2026, quasi 100 anni dopo. Una donna nata in un piccolo paese della Barbagia, che andò solo fino alla quarta elementare, che si formò da autodidatta e che conquistò il mondo con le sue storie di pastori, di peccato, di redenzione, di Sardegna. Ma immagina una Nuoro di fango e granito, dove il destino di una donna era già scritto tra le mura domestiche e il rosario. Grazia Deledda non doveva essere solo una scrittrice. Eppure in questi giorni di gennaio 2026, mentre la Sardegna intera si prepara a celebrare il centenario del suo premio Nobel, ci rendiamo conto che quella piccola donna ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda la nostra isola. Ma a quale prezzo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se credi che la storia dei personaggi sardi più importanti meriti di essere raccontata con coraggio e senza filtri, iscriviti al canale e lascia un like. Questa è la storia dell'unica donna italiana premio Nobel. Il 27 settembre 1871 a Nuoro, un paese di 7000 anime nel cuore della Barbagia, selvaggio, arcaico, isolato dal resto del mondo, eppure vivo, pulsante, ricco di cultura orale, di tradizioni millenarie, di storie raccontate davanti al fuoco, in una famiglia benestante, nasce Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. È la quarta di 7 figli. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Totoni, è un imprenditore e un politico locale, ex sindaco di Nuoro. Si diletta di poesia a livello amatoriale. La madre, Francesca Cambosu, è una donna dai severi costumi, forte, tradizionale. La famiglia Deledda non è povera. Hanno una casa dignitosa nel quartiere di Santu Pedro, hanno terreni, hanno rendite, ma soprattutto hanno qualcosa di raro per quell'epoca e quel luogo. Hanno libri. E la piccola Grazia fin da bambina li divora. Legge tutto ciò che le capita tra le mani, i romanzi di Carolina Invernizio, le avventure di Emilio Salgari, i classici della letteratura italiana. Impara a leggere prestissimo, quasi da sola, guidata da una fame insaziabile di storie. Ma la vita della famiglia Deledda è segnata dal dolore. 2 sorelline muoiono piccoline. Il padre muore quando Grazia ha 18 anni. Uno dei fratelli, Santus, viene arrestato per banditismo e finisce in carcere. Un altro fratello muore giovane. Sono tragedie che segneranno profondamente Grazia e che entreranno trasformate nelle sue storie. Nuoro è capitale della Barbagia, regione montuosa isolata, povera, segnata da banditismo, superstizioni, tradizioni pagane e cristiane miste, leggende di folletti, spiriti maligni, malocchio, stregoneria. Deledda assorbe questa cultura orale. Pastori vendicativi, famiglie decadenti, passioni represse che esplodono in tragedie. La Sardegna rurale non è solo uno sfondo, è un personaggio. Con realismo, Grazia racconta fatalismo, colpe, passioni, superstizioni e le rigide regole morali delle comunità isolane. Grazia Deledda frequenta le scuole elementari a Nuoro, ma si ferma alla quarta elementare. Perché? Perché nel 1880 in Sardegna le ragazze non andavano oltre. Le scuole superiori erano per i maschi.
Le donne dovevano imparare a cucire, cucinare, gestire la casa. Punto. Non serve altro una donna, dicevano. Ma Grazia non si arrende. La madre, Francesca, si occupa personalmente della sua formazione, le impartisce lezioni e soprattutto contatta un professore privato, Pietro Ganga, docente di lettere italiane, latine e greche. Con lui Grazia studia i classici, la grammatica, la letteratura. È un'educazione informale, discontinua, ma intensa, e soprattutto è un'educazione che le apre la mente. Ma tra le pagine dei libretti di nascosto e i racconti dei servi che arrivano dalle campagne, inizia a costruire un universo. Eppure c'è un problema gigantesco. Grazia cresce parlando in sardo, il dialetto nuorese è la sua lingua madre. L'italiano lo impara dai libri, e questo si sentirà sempre nella sua scrittura. Un italiano denso, arcaico, ricco di dialettismi, di costruzioni sintattiche che traducono il pensiero sardo. Ma proprio questa imperfezione diventerà la sua forza, perché Grazia Deledda non scrive in un italiano accademico e distaccato, scrive con la voce della sua terra, con i ritmi, i colori, i suoni della Sardegna. E intanto fin da giovanissima Grazia rivela la sua inclinazione. Vuole scrivere, vuole diventare scrittrice, in un mondo che considera la scrittura una cosa da uomini, in una Sardegna patriarcale dove una donna che scriveva era vista come una pazza, una che si dava delle arie. Una ragazza che scriveva ai giornali era quasi uno scandalo pubblico, ma Grazia se ne frega. Ha 17 anni e manda il suo primo racconto a una rivista. Nel 1887 Grazia scrive il racconto Sangue Sardo e lo manda alla rivista romana L'Ultima Moda, una rivista di moda femminile. E il racconto viene pubblicato, è l'esordio, è l'inizio di tutto, ma è anche l'inizio dello scandalo. Perché a Nuoro, quando la gente legge quel racconto, resta scioccata. Grazia ha descritto la Sardegna come un luogo selvaggio, violento, arcaico. Ha parlato di vendette, di sangue, di passioni primitive. Ha raccontato una Sardegna vera, cruda, lontana dalle cartoline folcloristiche che andavano di moda. E i nuoresi si offendono. Come osa questa ragazza? Dipinge la nostra terra come un posto ai barbari. Ci fa fare brutta figura davanti agli italiani del continente. La cronaca dell'epoca ci parla di una Nuoro che la guardava con sospetto. Grazia viene insultata, derisa, evitata. Le famiglie di Nuoro la guardano con disprezzo. La sua comunità si sentì tradita. Ci descrive come selvaggi, sussurravano nei caffè di Via Maiore. Ma lei non si ferma. Anzi, continua a scrivere. Racconti, novelle, articoli. Li manda a riviste di tutta Italia. L'Ultima Moda, La Sardegna, Riviera Ligure. Giovanissima comincia a scrivere per giornali locali come La Nuova Sardegna e il Corriere Sardo. Nel 1890 pubblica la sua prima raccolta, il romanzo giovanile Fior di Sardegna, poi ribattezzato Fiore d'Oro. Ha 19 anni. Era giornalismo investigativo dell'anima, prima ancora che letteratura. Ma Grazia Deledda non vuole restare una scrittrice per bambini, non vuole conformarsi a quella che era la letteratura femminile dell'epoca. Romanzi rosa, storielle sentimentali, letteratura di evasione. Lei ha molte altre cose da dire e soprattutto lei vuole la Sardegna, vuole raccontare la sua terra, vuole farla conoscere al mondo intero. Nel 1899, a 28 anni, Grazia Deledda conosce per corrispondenza Palmiro Madesani, un impiegato del Ministero delle Finanze originario di Taranto, ma di stanza a Cagliari. E se ne innamora, o forse più semplicemente vede in lui una via di fuga. Una possibilità di lasciare Nuoro, quel paese che la opprime, che la giudica, che non la capisce. L'11 gennaio 1900 Grazia e Palmiro si sposano nella chiesa del Rosario a Nuoro e si trasferiscono a Roma. Roma, la capitale, il centro della cultura italiana. Per Grazia è come aprire la finestra dopo anni in una stanza chiusa. Può respirare, può scrivere, può essere se stessa. Palmiro diventa il suo agente letterario, la sostiene, la incoraggia, gestisce i contatti con gli editori, promuove le sue opere in Italia e all'estero, ottenendo traduzioni in francese, tedesco, inglese. Nascono due figli, Sardus nel dicembre 1900 e Franz nel 1904. Vita appartata. Deledda rifiuta salotti letterari, dedica tempo a famiglia e scrittura. Roma è esilio volontario. Deledda soffre nostalgia di Nuoro, ma rifiuta il ritorno permanente. Roma mi ha dato il pane, ma Nuoro mi ha dato l'anima, scrive. Ma il cuore di Grazia resta in Sardegna. Anzi, paradossalmente è proprio da Roma che riesce finalmente a vedere la sua terra con la giusta distanza. Non è più dentro,
non è più schiacciata dal giudizio dei paesani, può guardarla dall'alto con occhio letterario. Ed è adesso che inizia a scrivere i suoi capolavori. Tra il 1890 e il 1899 pubblica 14 romanzi e centinaia di novelle. Nel 1903 pubblica Elias Portolu, la storia di un ex galeotto che si innamora della fidanzata del fratello. Passione, peccato, redenzione impossibile. Opera psicologica profonda, non verismo naturalistico, ma introspezione di coscienza tormentata. Primo successo nazionale, tradotto presto all'estero. Nel 1904 esce Cenere, la storia di una madre che abbandona il figlio e poi cerca di costruire il rapporto. Un romanzo che nel 1916 diventerà un film muto, interpretato dalla divina Eleonora Duse. Nel 1908 pubblica L'Edera, una storia di gelosia, possessione, morte. Il viaggio nel cuore della Sardegna continua. Se non vuoi perdere altri video sui personaggi che hanno fatto la nostra storia, iscriviti ora e attiva la campanella. Un piccolo gesto che aiuta questo progetto a crescere. Ma è nel 1913 che arriva il romanzo, il capolavoro, il libro che cambierà tutto. Grazia Deledda pubblica puntate sulla rivista L'Illustrazione Italiana, il suo romanzo più famoso, Canne al vento. L'ambientazione è Galtellì, un paese vicino a Nuoro, dove Grazia era stata in visita. Nel romanzo il paese si chiama Galte. La storia è questa. 3 sorelle nobili ma decadute, Esther, Ruth e Noemi Pintor, vivono con il servo Efix in una casa cadente. Il padrone della famiglia, Don Zame, era fuggito anni prima in Sud America per sfuggire a un omicidio e alle vendette. Le sorelle aspettano il ritorno del nipote Giacinto, figlio di Don Zame, che dovrebbe salvare la famiglia dalla miseria. Ma quando Giacinto arriva è un dandy corrotto, pieno di debiti, che invece di salvare la famiglia la trascina ancora più in basso. Efix, il servo fedele, cerca disperatamente di proteggere le sue padrone, ma il destino, quel fatto cieco e crudele che domina tutta l'opera dell'Ediana, è più forte di lui. Il titolo Canne al vento viene da una frase che la vecchia Esther dice a un certo punto. Siamo canne e la sorte è il vento. È una metafora perfetta per l'intera visione del mondo di Grazia Deledda. Gli esseri umani sono fragili, impotenti, in balia di forze più grandi di loro. Il destino, la natura, la società, le passioni. Simbolismo potente. Canne al vento metafora di vite fragili piegate dal destino. Leggende di folletti, fate crudeli animano la Barbagia. Conflitto tra istinti e convinzioni sociali, sensi di colpa, espiazione dolorosa. Ma, e qui sta la grandezza di Deledda, pur essendo canne al vento, gli uomini possono scegliere. Possono commettere il male o compiere il bene. Hanno il libero arbitrio. Possono lottare anche se perdono. Possono amare anche se soffrono. Possono redimersi anche se è tardi. È una visione tragica, ma non disperata. È una visione profondamente umana. E il paesaggio? La Sardegna di Canne al vento non è una cartolina folcloristica. È una terra mitica, archetipica, è biblica, dostoevskiana. È il luogo dove si combattono le grandi battaglie dell'anima umana. Opera plastica, ritrae vita sarda qual è e con profondità umana universale. Ancora ristampata da Feltrinelli nel 2024, la critica italiana storse il naso. Troppo provinciale, dicevano, troppo regionale, non abbastanza universale. Ma si sbagliavano, perché proprio quella specificità sarda, quella radicalità locale, diventava universale. Le storie dei pastori nuoresi parlavano dell'umanità intera e il mondo se ne accorse. Nel 1926 a Stoccolma il Comitato Nobel si riunisce. Devono decidere il vincitore del premio Nobel per la letteratura e scelgono lei, Grazia Deledda. La motivazione ufficiale recita: per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. È il riconoscimento, è la consacrazione, è il trionfo. Grazia Deledda è la seconda donna nella storia a vincere il Nobel per la letteratura, dopo la svedese Selma Lagerlöf nel 1909, e sarà l'unica italiana fino ad oggi, nel 2026. Pensa, dopo di lei hanno vinto il Nobel italiani come Luigi Pirandello nel 1934, Salvatore Quasimodo nel 1959, Eugenio Montale nel 1975, Dario Fo nel 1997, tutti uomini. E la cerimonia di premiazione avviene il 10 dicembre 1927 a Stoccolma. Grazia viaggia con il marito Palmiro.
arriva nella gelida capitale svedese, indossa un elegante abito nero, è emozionata, commossa, fiera. Sale sul palco, riceve il diploma e la medaglia dal re di Svezia e pronuncia il suo discorso di ringraziamento in un italiano perfetto, con quella voce calda che viene dalla Sardegna. Nel discorso Nobel difende realismo contro estetismo, celebra la Sardegna come isola primitiva e fonte di ispirazione. Parla della sua famiglia, della sua terra, delle sue radici. Non rinnega nulla, non si vergogna di essere sarda, di venire da un grosso villaggio, tanto pittoresco quanto disgraziato come lei stessa aveva definito Nuoro. Anzi, è orgogliosa, perché è proprio quella Sardegna, quella Barbagia selvaggia, quel mondo arcaico e mitico che l'ha resa una scrittrice universale. Ma sai qual è la cosa più incredibile? La critica italiana continua a disprezzarla. Luigi Pirandello, sì, proprio lui, che vincerà il Nobel 8 anni dopo, la odiava. La chiamava sarcasticamente una scrittrice di romanzetti popolari. Diceva che le sue opere non avevano alcun peso nel canone letterario. E quando Granzer vinse il Nobel, Pirandello quasi esplose di rabbia. Non la sopportava. Non sopportava che una donna, un'autodidatta, una scrittrice regionale venisse premiata prima di lui. Ma il tempo ha dato ragione a Grazia. Oggi i suoi libri sono studiati in tutte le scuole, sono tradotti in decine di lingue, sono letti e amati in tutto il mondo. Ma cosa rende grande la scrittura di Grazia Deledda? Prima di tutto, le influenze. Grazia negli anni aveva studiato tantissimo, soprattutto i narratori russi dell'Ottocento. Aveva letto e divorato Lev Tolstoi. Le aveva anche dedicato una raccolta di storie, promuovendo uno studio comparato tra i costumi russi e i costumi sardi. Poi aveva letto Chekhov, Gogol, Turgenev, Dostoevsky e aveva capito una cosa: la Sardegna era come la Russia, terre immense, arcaiche, misteriose, società contadine dominate da forze primordiali, la natura, il destino, la violenza, la religiosità popolare. E come i grandi russi avevano raccontato la loro terra dandole una dimensione universale, così Grazia poteva fare con la Sardegna. Per questo nella sua Sardegna ci sono atmosfere dostoevskiane, personaggi tolstoiani, paesaggi che sembrano usciti da Turgenev. Ma c'è anche un'altra influenza, il verismo italiano. Giovanni Verga, siciliano, aveva raccontato nei suoi romanzi i Malavoglia. Mastro Don Gesualdo, il mondo dei pescatori e dei contadini siciliani con uno stile crudo, realistico, senza sentimentalismi. E Grazia Deledda fa lo stesso con i pastori sardi. Racconta la miseria, la violenza, le passioni brutali. Non edulcora, non abbellisce, mostra la Sardegna com'è. Per questo molti critici l'hanno accostata al verismo. E in effetti ci sono punti di contatto. I temi del destino, della famiglia popolare caduta in disgrazia, la rappresentazione senza filtri del mondo rurale. Ma c'è una differenza fondamentale. Grazia Deledda non è una verista pura, perché nella sua scrittura c'è sempre una dimensione mitica, simbolica, quasi fiabesca. La Sardegna non è solo un luogo reale, è un archetipo. È il teatro dove si svolge il dramma eterno dell'umanità. Ma la vita di Grazia Deledda, pur luminosa per successi letterari, fu segnata anche dalla tragedia personale. Abbiamo già detto delle morti in famiglia, ma c'è altro. Negli anni 30 Grazia scopre di avere un tumore al seno. Le condizioni peggiorano rapidamente. Lei lo sa che sta morendo, ma continua a scrivere, fino all'ultimo, fino a quando le forze non l'abbandonano completamente. Rifiuta l'operazione per non interrompere la scrittura e scrive il suo romanzo più autobiografico, Cosima. La storia di una giovane scrittrice sarda che deve lottare contro i pregiudizi della sua epoca e del suo paese per realizzare il suo sogno di scrivere. È Grazia stessa, è la sua storia, è il suo testamento letterario. Il romanzo sarà pubblicato postumo nel 1937, un anno dopo la sua morte. Il 15 agosto 1936, giorno di Ferragosto, Roma è deserta, sotto il sole cocente d'agosto. E in una casa del quartiere Parioli, Grazia Deledda muore. Ha 64 anni, ha scritto decine di romanzi, centinaia di novelle, articoli, saggi. Ha conquistato il premio Nobel, ha fatto conoscere la Sardegna al mondo intero. Viene inizialmente tumulata al cimitero del Verano a Roma, ma alla fine degli anni 50 la famiglia decide di riportarla a Nuoro, nella chiesetta della Madonna della Solitudine. Un sarcofago di granito nero levigato, pietra di Sardegna, protegge le sue spoglie. È tornata a casa, nella sua Barbagia, nella sua Nuoro, nella sua terra che aveva tanto amato e tanto raccontato.
Oggi, nel 2026, Grazia Deledda è più viva che mai. A Nuoro, nel quartiere di Santu Pedro, c'è la casa natale di Grazia Deledda, oggi Museo Delediano. Si può visitare, si possono vedere le stanze dove Grazia visse fino al matrimonio nel 1900. Il percorso si snoda attraverso i 3 piani d'abitazione, con documenti originali, fotografie d'epoca, manoscritti e il diploma originale del premio Nobel. A Galtelì, il paese che ispirò Canne al vento, c'è il parco letterario Grazia Deledda. Ogni anno si organizzano eventi, passeggiate letterarie, rievocazioni storiche. A settembre c'è il Festival Sos Arastos de Gracia, Le Orme di Grazia, che celebra la scrittrice con coralità, musica sarda, teatro. E poi c'è il Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda, nato nel 1952 e giunto ora alla 17ª edizione. Un premio prestigioso che ogni anno premia le migliori opere di narrativa, saggistica e studi deleddiani. Nel 2026 ricorre il centenario del Nobel. Grazia vinse il premio nel 1926, ma la cerimonia si tenne il 10 dicembre 1927. E la Sardegna si sta preparando a celebrare questo anniversario in grande stile. Ma veniamo ai fatti più recenti. Il 23 gennaio 2026 la Giunta regionale ha ufficialmente intitolato la Biblioteca regionale di Cagliari a Grazia Deledda. Un atto che arriva nel pieno dei preparativi per il centenario del Nobel. La notizia che sta scuotendo l'isola in queste ore è l'imminente arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nuoro, previsto per febbraio, per inaugurare le celebrazioni solenni. Non è solo una festa, è una riflessione su cosa significhi oggi essere sardi. La Regione Sardegna ha deciso di omaggiare gli istituti scolastici superiori dell'isola con 6 titoli tra i più conosciuti della Deledda: Canne al vento, La madre, Elias Portolu, Marianna Sirca, Cenere, Cosima. In totale 1566 volumi distribuiti a 133 scuole. L'assessore Ilaria Portas ha dichiarato: la finalità è dare massima diffusione e conoscenza della Deledda tra le studentesse e gli studenti sardi. E nel 2026 ci saranno mostre, convegni, festival letterari, iniziative artistiche in tutta la Sardegna per celebrare la più grande scrittrice che l'isola abbia mai prodotto. Il premio letterario Grazia Deledda, presieduto da Gustavo Zagrebelski, sta raccogliendo adesioni da tutto il mondo, segno che quella Sardegna arcaica descritta da Grazia parla ancora un linguaggio universale. Ma perché Grazia Deledda conta ancora oggi, nel 2026? Primo, perché è l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. In un secolo di premi Nobel l'Italia ha prodotto 6 vincitori. Uno solo è una donna, Grazia. Questo ci dice qualcosa sulla condizione femminile in Italia, sulla difficoltà che le donne hanno ancora oggi ad emergere in certi ambiti, sul fatto che Grazia 100 anni fa riuscì a fare qualcosa che nessuna donna italiana è più riuscita a fare. Secondo, perché Grazia Deledda rappresenta la rivincita dei marginali. Era una donna, era sarda, veniva da un paese sperduto, non aveva un'educazione formale, eppure conquistò il mondo. È un messaggio potentissimo. Non importa da dove vieni, non importa se sei uomo o donna, non importa se hai studiato nelle università prestigiose o se ti sei formato da autodidatta. Se hai talento, se hai qualcosa da dire, se hai il coraggio di lottare, puoi farcela. Terzo, perché Grazia Deledda fece conoscere la Sardegna al mondo. Prima di lei la Sardegna era sconosciuta. Dopo di lei tutti sapevano dell'esistenza di quest'isola misteriosa, arcaica, affascinante. E lo fece senza tradire la sua terra, senza piegarsi ai gusti del pubblico continentale. Raccontò la Sardegna com'era, rude, violenta, tragica, ma anche piena di bellezza, di poesia, di umanità. Quarto, perché le sue storie parlano di temi universali: il peccato e la redenzione, il destino e il libero arbitrio, l'amore e il dolore, la famiglia e la società. Sono temi che toccano tutti, sempre, ovunque. E infine perché Grazia Deledda fu una rivoluzionaria, una donna che osò fare quello che alle donne era proibito, che si oppose a una società patriarcale e ottusa, che rivendicò il suo diritto a emanciparsi nella scrittura e nella vita privata. Fu una pioniera, una combattente, una che non si piegò mai. E questo nel 2026 è ancora un esempio potentissimo. Deledda influenza generazioni di scrittori sardi come Salvatore Satta, Giuseppe De Sì, Sergio Azzeni. L'opera di Deledda non è solo letteratura, è patrimonio culturale della Sardegna. Ha creato stereotipi e al tempo stesso un'analisi profondamente umana dei rapporti sociali isolani. Ancora oggi la sua figura è oggetto di studi, festival, letture ed edizioni. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio.
Se il coraggio di Grazia ti ha ispirato, iscriviti al canale e metti un like. Ma ora voglio sapere la tua. Secondo te, Grazia Deledda è ancora capita dei sardi di oggi o è diventata solo un simbolo da usare per il turismo? Hai mai letto Cane al vento o altri romanzi della Deledda? Discutiamone insieme. Grazie di cuore per aver seguito questo video nella vita di Grazia Deledda, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda non è solo la più grande scrittrice sarda, è una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento. È la dimostrazione che dalla Sardegna, da quella terra che molti considerano marginale, possono nascere geni che conquistano il mondo. E soprattutto è l'esempio di una donna che non si è mai arresa, che ha lottato contro tutto e tutti per realizzare il suo sogno, e che ce l'ha fatta. Grazia non ha solo vinto un premio, ha vinto una battaglia contro il silenzio. Oggi la celebriamo con monumenti e intitolazioni, ma abbiamo davvero imparato la sua lezione di libertà? Continua a seguire l'Isola in Forma per altre storie di grandi sardi che hanno lasciato il segno nella storia, perché la nostra terra ha dato in Natale a persone straordinarie, e queste persone meritano di essere ricordate. Un abbraccio forte a te che mi ha fatto compagnia fino alla fine, e ricorda, siamo canne al vento, ma possiamo scegliere come piegarci. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo racconto della nostra terra. 10 dicembre 1927, Stoccolma. La temperatura è sotto zero, ma nella sala del premio Nobel c'è una donna che viene dalla calda Sardegna. È minuta, elegante, emozionata. Si alza e davanti al re di Svezia e a tutta l'Europa pronuncia queste parole. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Quella donna è Grazia Deledda. Ha appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È la seconda donna nella storia del mondo a vincerlo. Ed è l'unica donna italiana che lo abbia mai vinto, ancora oggi nel 2026, quasi 100 anni dopo. Una donna nata in un piccolo paese della Barbagia, che andò solo fino alla quarta elementare, che si formò da autodidatta e che conquistò il mondo con le sue storie di pastori, di peccato, di redenzione, di Sardegna. Ma immagina una Nuoro di fango e granito, dove il destino di una donna era già scritto tra le mura domestiche e il rosario. Grazia Deledda non doveva essere solo una scrittrice. Eppure in questi giorni di gennaio 2026, mentre la Sardegna intera si prepara a celebrare il centenario del suo premio Nobel, ci rendiamo conto che quella piccola donna ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda la nostra isola. Ma a quale prezzo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se credi che la storia dei personaggi sardi più importanti meriti di essere raccontata con coraggio e senza filtri, iscriviti al canale e lascia un like. Questa è la storia dell'unica donna italiana premio Nobel. Il 27 settembre 1871 a Nuoro, un paese di 7000 anime nel cuore della Barbagia, selvaggio, arcaico, isolato dal resto del mondo, eppure vivo, pulsante, ricco di cultura orale, di tradizioni millenarie, di storie raccontate davanti al fuoco, in una famiglia benestante, nasce Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. È la quarta di 7 figli. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Totoni, è un imprenditore e un politico locale, ex sindaco di Nuoro. Si diletta di poesia a livello amatoriale. La madre, Francesca Cambosu, è una donna dai severi costumi, forte, tradizionale. La famiglia Deledda non è povera. Hanno una casa dignitosa nel quartiere di Santu Pedro, hanno terreni, hanno rendite, ma soprattutto hanno qualcosa di raro per quell'epoca e quel luogo. Hanno libri. E la piccola Grazia fin da bambina li divora. Legge tutto ciò che le capita tra le mani, i romanzi di Carolina Invernizio, le avventure di Emilio Salgari, i classici della letteratura italiana. Impara a leggere prestissimo, quasi da sola, guidata da una fame insaziabile di storie. Ma la vita della famiglia Deledda è segnata dal dolore. 2 sorelline muoiono piccoline. Il padre muore quando Grazia ha 18 anni. Uno dei fratelli, Santus, viene arrestato per banditismo e finisce in carcere. Un altro fratello muore giovane. Sono tragedie che segneranno profondamente Grazia e che entreranno trasformate nelle sue storie. Nuoro è capitale della Barbagia, regione montuosa isolata, povera, segnata da banditismo, superstizioni, tradizioni pagane e cristiane miste, leggende di folletti, spiriti maligni, malocchio, stregoneria. Deledda assorbe questa cultura orale. Pastori vendicativi, famiglie decadenti, passioni represse che esplodono in tragedie. La Sardegna rurale non è solo uno sfondo, è un personaggio.
Con realismo Grazia racconta fatalismo, colpe, passioni, superstizioni e le rigide regole morali delle comunità isolane. Grazia Deledda frequenta le scuole elementari a Nuoro, ma si ferma alla quarta elementare. Perché? Perché nel 1880 in Sardegna le ragazze non andavano oltre. Le scuole superiori erano per i maschi. Le donne dovevano imparare a cucire, cucinare, gestire la casa. Punto. Non serve altro una donna, dicevano. Ma Grazia non si arrende. La madre, Francesca, si occupa personalmente della sua formazione, le impartisce lezioni e soprattutto contatta un professore privato, Pietro Ganga, docente di lettere italiane, latine e greche. Con lui Grazia studia i classici, la grammatica, la letteratura. È un'educazione informale, discontinua, ma intensa, e soprattutto è un'educazione che le apre la mente. Ma tra le pagine dei libretti di nascosto e i racconti dei servi che arrivano dalle campagne, inizia a costruire un universo. Eppure c'è un problema gigantesco. Grazia cresce parlando in sardo, il dialetto nuorese è la sua lingua madre. L'italiano lo impara dai libri, e questo si sentirà sempre nella sua scrittura. Un italiano denso, arcaico, ricco di dialettismi, di costruzioni sintattiche che traducono il pensiero sardo. Ma proprio questa imperfezione diventerà la sua forza, perché Grazia Deledda non scrive in un italiano accademico e distaccato, scrive con la voce della sua terra, con i ritmi, i colori, i suoni della Sardegna. E intanto fin da giovanissima Grazia rivela la sua inclinazione. Vuole scrivere, vuole diventare scrittrice, in un mondo che considera la scrittura una cosa da uomini, in una Sardegna patriarcale dove una donna che scriveva era vista come una pazza, una che si dava delle arie. Una ragazza che scriveva ai giornali era quasi uno scandalo pubblico, ma Grazia se ne frega. Ha 17 anni e manda il suo primo racconto a una rivista. Nel 1887 Grazia scrive il racconto Sangue Sardo e lo manda alla rivista romana L'Ultima Moda, una rivista di moda femminile. E il racconto viene pubblicato, è l'esordio, è l'inizio di tutto, ma è anche l'inizio dello scandalo. Perché a Nuoro, quando la gente legge quel racconto, resta scioccata. Grazia ha descritto la Sardegna come un luogo selvaggio, violento, arcaico. Ha parlato di vendette, di sangue, di passioni primitive. Ha raccontato una Sardegna vera, cruda, lontana dalle cartoline folcloristiche che andavano di moda. E i nuoresi si offendono. Come osa questa ragazza? Dipinge la nostra terra come un posto ai barbari. Ci fa fare brutta figura davanti agli italiani del continente. La cronaca dell'epoca ci parla di una Nuoro che la guardava con sospetto. Grazia viene insultata, derisa, evitata. Le famiglie di Nuoro la guardano con disprezzo. La sua comunità si sentì tradita. Ci descrive come selvaggi, sussurravano nei caffè di Via Maiore. Ma lei non si ferma. Anzi, continua a scrivere. Racconti, novelle, articoli. Li manda a riviste di tutta Italia. L'Ultima Moda, La Sardegna, Riviera Ligure. Giovanissima comincia a scrivere per giornali locali come La Nuova Sardegna e il Corriere Sardo. Nel 1890 pubblica la sua prima raccolta, il romanzo giovanile Fior di Sardegna, poi ribattezzato Fiore d'Oro. A 19 anni. Era giornalismo investigativo dell'anima, prima ancora che letteratura. Ma Grazia Deledda non vuole restare una scrittrice per bambini, non vuole conformarsi a quella che era la letteratura femminile dell'epoca. Romanzi rosa, storielle sentimentali, letteratura di evasione. Lei ha molte altre cose da dire e soprattutto lei vuole la Sardegna, vuole raccontare la sua terra, vuole farla conoscere al mondo intero. Nel 1899, a 28 anni, Grazia Deledda conosce per corrispondenza Palmiro Madesani, un impiegato del Ministero delle Finanze originario di Taranto, ma di stanza a Cagliari. E se ne innamora, o forse più semplicemente vede in lui una via di fuga, una possibilità di lasciare Nuoro, quel paese che la opprime, che la giudica, che non la capisce. L'11 gennaio 1900 Grazia e Palmiro si sposano nella chiesa del Rosario a Nuoro e si trasferiscono a Roma. Roma, la capitale, il centro della cultura italiana. Per Grazia è come aprire la finestra dopo anni in una stanza chiusa. Può respirare, può scrivere, può essere se stessa. Palmiro diventa il suo agente letterario, la sostiene, la incoraggia, gestisce i contatti con gli editori, promuove le sue opere in Italia e all'estero, ottenendo traduzioni in francese, tedesco, inglese. Nascono due figli, Sardus nel dicembre 1900 e Franz nel 1904.
Vita appartata. Deledda rifiuta salotti letterari, dedica tempo a famiglia e scrittura. Roma è esilio volontario. Deledda soffre nostalgia di Nuoro, ma rifiuta il ritorno permanente. Roma mi ha dato il pane, ma Nuoro mi ha dato l'anima, scrive. Ma il cuore di Grazia resta in Sardegna. Anzi, paradossalmente è proprio da Roma che riesce finalmente a vedere la sua terra con la giusta distanza. Non è più dentro, non è più schiacciata dal giudizio dei paesani, può guardarla dall'alto, con occhio letterario. Ed è adesso che inizia a scrivere i suoi capolavori. Tra il 1890 e il 1899 pubblica 14 romanzi e centinaia di novelle. Nel 1903 pubblica Elias Portolu, la storia di un ex galeotto che si innamora della fidanzata del fratello. Passione, peccato, redenzione impossibile. Opera psicologica profonda, non verismo naturalistico, ma introspezione di coscienza tormentata. Primo successo nazionale, tradotto presto all'estero. Nel 1904 esce Cenere, la storia di una madre che abbandona il figlio e poi cerca di costruire il rapporto. Un romanzo che nel 1916 diventerà un film muto, interpretato dalla divina Eleonora Duse. Nel 1908 pubblica L'Edera, una storia di gelosia, possessione, morte. Il viaggio nel cuore della Sardegna continua. Se non vuoi perdere altri video sui personaggi che hanno fatto la nostra storia, iscriviti ora e attiva la campanella. Un piccolo gesto che aiuta questo progetto a crescere. Ma è nel 1913 che arriva il romanzo, il capolavoro, il libro che cambierà tutto. Grazia Deledda pubblica puntate sulla rivista L'Illustrazione Italiana, il suo romanzo più famoso, Canne al vento. L'ambientazione è Galtellì, un paese vicino a Nuoro, dove Grazia era stata in visita. Nel romanzo il paese si chiama Galte. La storia è questa. 3 sorelle nobili ma decadute, Esther, Ruth e Noemi Pintor, vivono con il servo Efix in una casa cadente. Il padrone della famiglia, Don Zame, era fuggito anni prima in Sud America per sfuggire a un omicidio e alle vendette. Le sorelle aspettano il ritorno del nipote Giacinto, figlio di Don Zame, che dovrebbe salvare la famiglia dalla miseria. Ma quando Giacinto arriva è un dandy corrotto, pieno di debiti, che invece di salvare la famiglia la trascina ancora più in basso. Efix, il servo fedele, cerca disperatamente di proteggere le sue padrone, ma il destino, quel fatto cieco e crudele che domina tutta l'opera dell'Ediana, è più forte di lui. Il titolo Canne al vento viene da una frase che la vecchia Esther dice a un certo punto. Siamo canne e la sorte è il vento. È una metafora perfetta per l'intera visione del mondo di Grazia Deledda. Gli esseri umani sono fragili, impotenti, in balia di forze più grandi di loro. Il destino, la natura, la società, le passioni. Simbolismo potente. Canne al vento metafora di vite fragili piegate dal destino. Leggende di folletti, fate crudeli animano la Barbagia. Conflitto tra istinti e convinzioni sociali, sensi di colpa, espiazione dolorosa. Ma, e qui sta la grandezza di Deledda, pur essendo canne al vento, gli uomini possono scegliere. Possono commettere il male o compiere il bene. Hanno il libero arbitrio. Possono lottare anche se perdono. Possono amare anche se soffrono. Possono redimersi anche se è tardi. È una visione tragica, ma non disperata. È una visione profondamente umana. E il paesaggio? La Sardegna di Canne al vento non è una cartolina folcloristica. È una terra mitica, archetipica, è biblica, dostoevskiana. È il luogo dove si combattono le grandi battaglie dell'anima umana. Opera plastica, ritrae vita sarda qual è e con profondità umana universale. Ancora ristampata da Feltrinelli nel 2024, la critica italiana storse il naso. Troppo provinciale, dicevano, troppo regionale, non abbastanza universale. Ma si sbagliavano, perché proprio quella specificità sarda, quella radicalità locale, diventava universale. Le storie dei pastori nuoresi parlavano dell'umanità intera e il mondo se ne accorse. Nel 1926 a Stoccolma il Comitato Nobel si riunisce. Devono decidere il vincitore del premio Nobel per la letteratura e scelgono lei, Grazia Deledda. La motivazione ufficiale recita: per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. È il riconoscimento, è la consacrazione, è il trionfo. Grazia Deledda è la seconda donna nella storia a vincere il Nobel per la letteratura, dopo la svedese Selma Lagerlöf nel 1909, e sarà l'unica italiana fino ad oggi, nel 2026.
Pensa, dopo di lei hanno vinto il Nobel italiani come Luigi Pirandello nel 1934, Salvatore Quasimodo nel 1959, Eugenio Montale nel 1975, Dario Fo nel 1997, tutti uomini. E la cerimonia di premiazione avviene il 10 dicembre 1927 a Stoccolma. Grazia viaggia con il marito Palmiro, arriva nella gelida capitale svedese, indossa un elegante abito nero, emozionata, commossa, fiera. Sale sul palco, riceve il diploma e la medaglia dal re di Svezia e pronuncia il suo discorso di ringraziamento in un italiano perfetto, con quella voce calda che viene da Sardegna. Nel discorso Nobel difende realismo contro estetismo, celebra la Sardegna come isola primitiva e fonte di ispirazione. Parla della sua famiglia, della sua terra, delle sue radici. Non rinnega nulla, non si vergogna di essere sarda, di venire da un grosso villaggio, tanto pittoresco quanto disgraziato come lei stessa aveva definito Nuoro. Anzi, è orgogliosa, perché è proprio quella Sardegna, quella Barbagia selvaggia, quel mondo arcaico e mitico che l'ha resa una scrittrice universale. Ma sai qual è la cosa più incredibile? La critica italiana continua a disprezzarla. Luigi Pirandello, sì, proprio lui, che vincerà il Nobel 8 anni dopo, la odiava. La chiamava sarcasticamente una scrittrice di romanzetti popolari. Diceva che le sue opere non avevano alcun peso nel canone letterario. E quando Granzer vinse il Nobel, Pirandello quasi esplose di rabbia. Non la sopportava. Non sopportava che una donna, un'autodidatta, una scrittrice regionale venisse premiata prima di lui. Ma il tempo ha dato ragione a Grazia. Oggi i suoi libri sono studiati in tutte le scuole, sono tradotti in decine di lingue, sono letti e amati in tutto il mondo. Ma cosa rende grande la scrittura di Grazia Deledda? Prima di tutto, le influenze. Grazia negli anni aveva studiato tantissimo, soprattutto i narratori russi dell'Ottocento. Aveva letto e divorato Lev Tolstoi. Le aveva anche dedicato una raccolta di storie, promuovendo uno studio comparato tra i costumi russi e i costumi sardi. Poi aveva letto Chekhov, Gogol, Turgenev, Dostoevsky e aveva capito una cosa. La Sardegna era come la Russia. Terre immense, arcaiche, misteriose. Società contadine dominate da forze primordiali, la natura, il destino, la violenza, la religiosità popolare. E come i grandi russi avevano raccontato la loro terra dandole una dimensione universale, così Grazia poteva fare con la Sardegna. Per questo nella sua Sardegna ci sono atmosfere dostoevskiane, personaggi tolstoiani, paesaggi che sembrano usciti da Turgenev. Ma c'è anche un'altra influenza, il verismo italiano. Giovanni Verga, siciliano, aveva raccontato nei suoi romanzi Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, il mondo dei pescatori e dei contadini siciliani con uno stile crudo, realistico, senza sentimentalismi. E Grazia Deledda fa lo stesso con i pastori sardi. Racconta la miseria, la violenza, le passioni brutali. Non edulcora, non abbellisce, mostra la Sardegna com'è. Per questo molti critici l'hanno accostata al verismo. E in effetti ci sono punti di contatto. I temi del destino, della famiglia popolare caduta in disgrazia, la rappresentazione senza filtri del mondo rurale. Ma c'è una differenza fondamentale. Grazia Deledda non è una verista pura, perché nella sua scrittura c'è sempre una dimensione mitica, simbolica, quasi fiabesca. La Sardegna non è solo un luogo reale, è un archetipo. È il teatro dove si svolge il dramma eterno dell'umanità. Ma la vita di Grazia Deledda, pur luminosa per successi letterari, fu segnata anche dalla tragedia personale. Abbiamo già detto delle morti in famiglia, ma c'è altro. Negli anni 30 Grazia scopre di avere un tumore al seno. Le condizioni peggiorano rapidamente. Lei lo sa che sta morendo, ma continua a scrivere, fino all'ultimo, fino a quando le forze non l'abbandonano completamente. Rifiuta l'operazione per non interrompere la scrittura e scrive il suo romanzo più autobiografico, Cosima. La storia di una giovane scrittrice sarda che deve lottare contro i pregiudizi della sua epoca e del suo paese per realizzare il suo sogno di scrivere. È Grazia stessa, è la sua storia, è il suo testamento letterario. Il romanzo sarà pubblicato postumo nel 1937, un anno dopo la sua morte. Il 15 agosto 1936, giorno di Ferragosto, Roma è deserta, sotto il sole cocente d'agosto. E in una casa del quartiere Parioli, Grazia Deledda muore. Ha 64 anni, ha scritto decine di romanzi, centinaia di novelle, articoli, saggi. Ha conquistato il premio Nobel, ha fatto conoscere la Sardegna al mondo intero.
Viene inizialmente tumulata al cimitero del Verano a Roma, ma alla fine degli anni 50 la famiglia decide di riportarla a Nuoro, nella chiesetta della Madonna della Solitudine. Un sarcofago di granito nero levigato, pietra di Sardegna, protegge le sue spoglie. È tornata a casa, nella sua Barbagia, nella sua Nuoro, nella sua terra che aveva tanto amato e tanto raccontato. Oggi, nel 2026, Grazia Deledda è più viva che mai. A Nuoro, nel quartiere di Sant'Upetru, c'è la casa natale di Grazia Deledda, oggi Museo Deleddiano. Si può visitare, si possono vedere le stanze dove Grazia visse fino al matrimonio nel 1900. Il percorso si snoda attraverso i 3 piani d'abitazione, con documenti originali, fotografie d'epoca, manoscritti e il diploma originale del premio Nobel. A Galtelì, il paese che ispirò Canne al vento, c'è il parco letterario Grazia Deledda. Ogni anno si organizzano eventi, passeggiate letterarie, rievocazioni storiche. A settembre c'è il Festival Sos Arastos de Gracia, le Orme di Grazia, che celebra la scrittrice con coralità, musica sarda, teatro. E poi c'è il Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda, nato nel 1952 e giunto ora alla 17ª edizione. Un premio prestigioso che ogni anno premia le migliori opere di narrativa, saggistica e studi deleddiani. Nel 2026 ricorre il centenario del Nobel. Grazia vinse il premio nel 1926, ma la cerimonia si tenne il 10 dicembre 1927. E la Sardegna si sta preparando a celebrare questo anniversario in grande stile. Ma veniamo ai fatti più recenti. Il 23 gennaio 2026 la Giunta regionale ha ufficialmente intitolato la Biblioteca regionale di Cagliari a Grazia Deledda. Un atto che arriva nel pieno dei preparativi per il centenario del Nobel. La notizia che sta scuotendo l'isola in queste ore è l'imminente arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nuoro, previsto per febbraio, per inaugurare le celebrazioni solenni. Non è solo una festa, è una riflessione su cosa significhi oggi essere sardi. La Regione Sardegna ha deciso di omaggiare gli istituti scolastici superiori dell'isola con 6 titoli tra i più conosciuti della Deledda: Canne al vento, La madre, Elias Portolu, Marianna Sirca, Cenere, Cosima. In totale 1566 volumi distribuiti a 133 scuole. L'assessore Ilaria Portas ha dichiarato: la finalità è dare massima diffusione e conoscenza della Deledda tra le studentesse e gli studenti sardi. E nel 2026 ci saranno mostre, convegni, festival letterari, iniziative artistiche in tutta la Sardegna per celebrare la più grande scrittrice che l'isola abbia mai prodotto. Il premio letterario Grazia Deledda, presieduto da Gustavo Zagrebelsky, sta raccogliendo adesioni da tutto il mondo, segno che quella Sardegna arcaica descritta da Grazia parla ancora un linguaggio universale. Ma perché Grazia Deledda conta ancora oggi, nel 2026? Primo, perché è l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. In un secolo di premi Nobel l'Italia ha prodotto 6 vincitori. Uno solo è una donna, Grazia. Questo ci dice qualcosa sulla condizione femminile in Italia, sulla difficoltà che le donne hanno ancora oggi ad emergere in certi ambiti, sul fatto che Grazia 100 anni fa riuscì a fare qualcosa che nessuna donna italiana è più riuscita a fare. Secondo, perché Grazia Deledda rappresenta la rivincita dei marginali. Era una donna, era sarda, veniva da un paese sperduto, non aveva un'educazione formale, eppure conquistò il mondo. È un messaggio potentissimo. Non importa da dove vieni, non importa se sei uomo o donna, non importa se hai studiato nelle università prestigiose o se ti sei formato da autodidatta. Se hai talento, se hai qualcosa da dire, se hai il coraggio di lottare, puoi farcela. Terzo, perché Grazia Deledda fece conoscere la Sardegna al mondo. Prima di lei la Sardegna era sconosciuta. Dopo di lei tutti sapevano dell'esistenza di quest'isola misteriosa, arcaica, affascinante. E lo fece senza tradire la sua terra, senza piegarsi ai gusti del pubblico continentale. Raccontò la Sardegna com'era, rude, violenta, tragica, ma anche piena di bellezza, di poesia, di umanità. Quarto, perché le sue storie parlano di temi universali: il peccato e la redenzione, il destino e il libero arbitrio, l'amore e il dolore, la famiglia e la società. Sono temi che toccano tutti, sempre, ovunque. E infine perché Grazia Deledda fu una rivoluzionaria, una donna che osò fare quello che alle donne era proibito, che si oppose a una società patriarcale e ottusa, che rivendicò il suo diritto a emanciparsi nella scrittura e nella vita privata. Fu una pioniera, una combattente, una che non si piegò mai. E questo nel 2026 è ancora un esempio potentissimo.
Deledda influenza generazioni di scrittori sardi come Salvatore Sat, Giuseppe De Sì, Sergio Azzeni. L'opera di Deledda non è solo letteratura, è patrimonio culturale della Sardegna. Ha creato stereotipi e al tempo stesso un'analisi profondamente umana dei rapporti sociali isolani. Ancora oggi la sua figura è oggetto di studi, festival, letture ed edizioni. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Se il coraggio di Grazia ti ha ispirato, iscriviti al canale e metti un like. Ma ora voglio sapere la tua. Secondo te, Grazia Deledda è ancora capita dei sardi di oggi o è diventata solo un simbolo da usare per il turismo? Hai mai letto Cane al vento o altri romanzi della Deledda? Discutiamone insieme. Grazie di cuore per aver seguito questo video nella vita di Grazia Deledda, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda non è solo la più grande scrittrice sarda, è una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento. È la dimostrazione che dalla Sardegna, da quella terra che molti considerano marginale, possono nascere geni che conquistano il mondo. E soprattutto è l'esempio di una donna che non si è mai arresa, che ha lottato contro tutto e tutti per realizzare il suo sogno, e che ce l'ha fatta. Grazia non ha solo vinto un premio, ha vinto una battaglia contro il silenzio. Oggi la celebriamo con monumenti e intitolazioni, ma abbiamo davvero imparato la sua lezione di libertà? Continua a seguire l'Isola Informa per altre storie di grandi sardi che hanno lasciato il segno nella storia, perché la nostra terra ha dato in Natale a persone straordinarie, e queste persone meritano di essere ricordate. Un abbraccio forte a te che mi ha fatto compagnia fino alla fine, e ricorda, siamo canne al vento, ma possiamo scegliere come piegarci. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo racconto della nostra terra. 10 dicembre 1927, Stoccolma. La temperatura è sotto zero, ma nella sala del premio Nobel c'è una donna che viene dalla calda Sardegna. È minuta, elegante, emozionata. Si alza e davanti al re di Svezia e a tutta l'Europa pronuncia queste parole. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Quella donna è Grazia Deledda. Ha appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È la seconda donna nella storia del mondo a vincerlo. Ed è l'unica donna italiana che lo abbia mai vinto, ancora oggi nel 2026, quasi 100 anni dopo. Una donna nata in un piccolo paese della Barbagia, che andò solo fino alla quarta elementare, che si formò da autodidatta e che conquistò il mondo con le sue storie di pastori, di peccato, di redenzione, di Sardegna. Ma immagina una Nuoro di fango e granito, dove il destino di una donna era già scritto tra le mura domestiche e il rosario. Grazia Deledda non doveva essere solo una scrittrice. Eppure in questi giorni di gennaio 2026, mentre la Sardegna intera si prepara a celebrare il centenario del suo premio Nobel, ci rendiamo conto che quella piccola donna ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda la nostra isola. Ma a quale prezzo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se credi che la storia dei personaggi sardi più importanti meriti di essere raccontata con coraggio e senza filtri, iscriviti al canale e lascia un like. Questa è la storia dell'unica donna italiana premio Nobel. Il 27 settembre 1871 a Nuoro, un paese di 7000 anime nel cuore della Barbagia, selvaggio, arcaico, isolato dal resto del mondo, eppure vivo, pulsante, ricco di cultura orale, di tradizioni millenarie, di storie raccontate davanti al fuoco, in una famiglia benestante, nasce Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. È la quarta di 7 figli. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Totoni, è un imprenditore e un politico locale, ex sindaco di Nuoro. Si diletta di poesia a livello amatoriale. La madre, Francesca Cambosu, è una donna dai severi costumi, forte, tradizionale. La famiglia Deledda non è povera. Hanno una casa dignitosa nel quartiere di Santu Pedro, hanno terreni, hanno rendite, ma soprattutto hanno qualcosa di raro per quell'epoca e quel luogo. Hanno libri. E la piccola Grazia, fin da bambina, li divora. Legge tutto ciò che le capita tra le mani, i romanzi di Carolina Invernizio, le avventure di Emilio Salgari, i classici della letteratura italiana. Impara a leggere prestissimo, quasi da sola, guidata da una fame insaziabile di storie. Ma la vita della famiglia Deledda è segnata dal dolore. 2 sorelline muoiono piccoline. Il padre muore quando Grazia ha 18 anni. Uno dei fratelli, Santus, viene arrestato per banditismo e finisce in carcere. Un altro fratello muore giovane. Sono tragedie che segneranno profondamente Grazia e che entreranno trasformate nelle sue storie.
Nuoro è capitale della Barbagia, regione montuosa isolata, povera, segnata da banditismo, superstizioni, tradizioni pagane e cristiane miste, leggende di folletti, spiriti maligni, malocchio, stregoneria. Deledda assorbe questa cultura orale. Pastori vendicativi, famiglie decadenti, passioni represse che esplodono in tragedie. La Sardegna rurale non è solo uno sfondo, è un personaggio. Con realismo Grazia racconta fatalismo, colpe, passioni, superstizioni e le rigide regole morali delle comunità isolane. Grazia Deledda frequenta le scuole elementari a Nuoro, ma si ferma alla quarta elementare. Perché? Perché nel 1880 in Sardegna le ragazze non andavano oltre. Le scuole superiori erano per i maschi. Le donne dovevano imparare a cucire, cucinare, gestire la casa. Punto. Non serve altro una donna, dicevano. Ma Grazia non si arrende. La madre, Francesca, si occupa personalmente della sua formazione. Le impartisce lezioni e soprattutto contatta un professore privato, Pietro Ganga, docente di lettere italiane, latine e greche. Con lui Grazia studia i classici, la grammatica, la letteratura. È un'educazione informale, discontinua, ma intensa. E soprattutto è un'educazione che le apre la mente. Ma tra le pagine dei libretti di nascosto e i racconti dei servi che arrivano dalle campagne, inizia a costruire un universo. Eppure c'è un problema gigantesco. Grazia cresce parlando in sardo, il dialetto nuorese è la sua lingua madre. L'italiano lo impara dai libri, e questo si sentirà sempre nella sua scrittura. Un italiano denso, arcaico, ricco di dialettismi, di costruzioni sintattiche che traducono il pensiero sardo. Ma proprio questa imperfezione diventerà la sua forza, perché Grazia Deledda non scrive in un italiano accademico e distaccato, scrive con la voce della sua terra, con i ritmi, i colori, i suoni della Sardegna. E intanto fin da giovanissima Grazia rivela la sua inclinazione. Vuole scrivere, vuole diventare scrittrice, in un mondo che considera la scrittura una cosa da uomini, in una Sardegna patriarcale dove una donna che scriveva era vista come una pazza, una che si dava delle arie. Una ragazza che scriveva ai giornali era quasi uno scandalo pubblico, ma Grazia se ne frega. Ha 17 anni e manda il suo primo racconto a una rivista. Nel 1887 Grazia scrive il racconto Sangue Sardo e lo manda alla rivista romana L'Ultima Moda, una rivista di moda femminile. E il racconto viene pubblicato. È l'esordio, è l'inizio di tutto, ma è anche l'inizio dello scandalo. Perché a Nuoro, quando la gente legge quel racconto, resta scioccata. Grazia ha descritto la Sardegna come un luogo selvaggio, violento, arcaico. Ha parlato di vendette, di sangue, di passioni primitive. Ha raccontato una Sardegna vera, cruda, lontana dalle cartoline folcloristiche che andavano di moda. E i nuoresi si offendono. Come osa questa ragazza? Dipinge la nostra terra come un posto ai barbari. Ci fa fare brutta figura davanti agli italiani del continente. La cronaca dell'epoca ci parla di una Nuoro che la guardava con sospetto. Grazia viene insultata, derisa, evitata. Le famiglie di Nuoro la guardano con disprezzo. La sua comunità si sentì tradita. Ci descrive come selvaggi, sussurravano nei caffè di Via Maiore. Ma lei non si ferma. Anzi, continua a scrivere. Racconti, novelle, articoli. Li manda a riviste di tutta Italia. L'Ultima Moda, La Sardegna, Riviera Ligure. Giovanissima comincia a scrivere per giornali locali come La Nuova Sardegna e il Corriere Sardo. Nel 1890 pubblica la sua prima raccolta, il romanzo giovanile Fior di Sardegna, poi ribattezzato Fiore d'Oro. A 19 anni. Era giornalismo investigativo dell'anima, prima ancora che letteratura. Ma Grazia Deledda non vuole restare una scrittrice per bambini, non vuole conformarsi a quella che era la letteratura femminile dell'epoca. Romanzi rosa, storielle sentimentali, letteratura di evasione. Lei ha molte altre cose da dire e soprattutto lei vuole la Sardegna, vuole raccontare la sua terra, vuole farla conoscere al mondo intero. Nel 1899, a 28 anni, Grazia Deledda conosce per corrispondenza Palmiro Madesani, un impiegato del Ministero delle Finanze originario di Taranto, ma di stanza a Cagliari. E se ne innamora, o forse più semplicemente vede in lui una via di fuga. Una possibilità di lasciare Nuoro, quel paese che la opprime, che la giudica, che non la capisce. L'11 gennaio 1900 Grazia e Palmiro si sposano nella chiesa del Rosario a Nuoro e si trasferiscono a Roma. Roma, la capitale, il centro della cultura italiana.
Per Grazia è come aprire la finestra dopo anni in una stanza chiusa. Può respirare, può scrivere, può essere se stessa. Palmiro diventa il suo agente letterario, la sostiene, la incoraggia, gestisce i contatti con gli editori, promuove le sue opere in Italia e all'estero, ottenendo traduzioni in francese, tedesco, inglese. Nascono due figli, Sardus nel dicembre 1900 e Franz nel 1904. Vita appartata. Deledda rifiuta salotti letterari, dedica tempo a famiglia e scrittura. Roma è esilio volontario. Deledda soffre nostalgia di Nuoro, ma rifiuta il ritorno permanente. Roma mi ha dato il pane, ma Nuoro mi ha dato l'anima, scrive. Ma il cuore di Grazia resta in Sardegna. Anzi, paradossalmente è proprio da Roma che riesce finalmente a vedere la sua terra con la giusta distanza. Non è più dentro, non è più schiacciata dal giudizio dei paesani, può guardarla dall'alto con occhio letterario. Ed è adesso che inizia a scrivere i suoi capolavori. Tra il 1890 e il 1899 pubblica 14 romanzi e centinaia di novelle. Nel 1903 pubblica Elias Portolu, la storia di un ex galeotto che si innamora della fidanzata del fratello. Passione, peccato, redenzione impossibile. Opera psicologica profonda, non verismo naturalistico, ma introspezione di coscienza tormentata. Primo successo nazionale, tradotto presto all'estero. Nel 1904 esce Cenere, la storia di una madre che abbandona il figlio e poi cerca di ricostruire il rapporto. Un romanzo che nel 1916 diventerà un film muto, interpretato dalla divina Eleonora Duse. Nel 1908 pubblica L'Edera, una storia di gelosia, possessione, morte. Il viaggio nel cuore della Sardegna continua. Se non vuoi perdere altri video sui personaggi che hanno fatto la nostra storia, iscriviti ora e attiva la campanella. Un piccolo gesto che aiuta questo progetto a crescere. Ma è nel 1913 che arriva il romanzo, il capolavoro, il libro che cambierà tutto. Grazia Deledda pubblica puntate sulla rivista L'Illustrazione Italiana, il suo romanzo più famoso, Canne al vento. L'ambientazione è Galtellì, un paese vicino a Nuoro, dove Grazia era stata in visita. Nel romanzo il paese si chiama Galte. La storia è questa. 3 sorelle nobili ma decadute, Esther, Ruth e Noemi Pintor, vivono con il servo Efix in una casa cadente. Il padrone della famiglia, Don Zame, era fuggito anni prima in Sud America per sfuggire a un omicidio e alle vendette. Le sorelle aspettano il ritorno del nipote Giacinto, figlio di Don Zame, che dovrebbe salvare la famiglia dalla miseria. Ma quando Giacinto arriva è un dandy corrotto, pieno di debiti, che invece di salvare la famiglia la trascina ancora più in basso. Efix, il servo fedele, cerca disperatamente di proteggere le sue padrone, ma il destino, quel fatto cieco e crudele che domina tutta l'opera dell'Ediana, è più forte di lui. Il titolo Canne al vento viene da una frase che la vecchia Esther dice a un certo punto. Siamo canne e la sorte è il vento. È una metafora perfetta per l'intera visione del mondo di Grazia Deledda. Gli esseri umani sono fragili, impotenti, in balia di forze più grandi di loro. Il destino, la natura, la società, le passioni. Simbolismo potente. Canne al vento, metafora di vite fragili piegate dal destino. Leggende di folletti, fate crudeli animano la Barbagia. Conflitto tra istinti e convinzioni sociali, sensi di colpa, espiazione dolorosa. Ma, e qui sta la grandezza di Deledda, pur essendo canne al vento, gli uomini possono scegliere. Possono commettere il male o compiere il bene. Hanno il libero arbitrio. Possono lottare anche se perdono. Possono amare anche se soffrono. Possono redimersi anche se è tardi. È una visione tragica, ma non disperata. È una visione profondamente umana. E il paesaggio? La Sardegna di Canne al vento non è una cartolina folcloristica. È una terra mitica, archetipica, è biblica, dostoevskiana. È il luogo dove si combattono le grandi battaglie dell'anima umana. Opera plastica, ritrae vita sarda qual è e con profondità umana universale. Ancora ristampata da Feltrinelli nel 2024, la critica italiana storse il naso. Troppo provinciale, dicevano, troppo regionale, non abbastanza universale. Ma si sbagliavano, perché proprio quella specificità sarda, quella radicalità locale, diventava universale. Le storie dei pastori nuoresi parlavano dell'umanità intera e il mondo se ne accorse. Nel 1926 a Stoccolma il Comitato Nobel si riunisce. Devono decidere il vincitore del premio Nobel per la letteratura e scelgono lei, Grazia Deledda. La motivazione ufficiale recita:
per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. È il riconoscimento, è la consacrazione, è il trionfo. Grazia Deledda è la seconda donna nella storia a vincere il Nobel per la letteratura, dopo la svedese Selma Lagerlöf nel 1909, e sarà l'unica italiana fino ad oggi, nel 2026. Pensa, dopo di lei hanno vinto il Nobel italiani come Luigi Pirandello nel 1934, Salvatore Quasimodo nel 1959, Eugenio Montale nel 1975, Dario Fo nel 1997, tutti uomini. E la cerimonia di premiazione avviene il 10 dicembre 1927 a Stoccolma. Grazia viaggia con il marito Palmiro, arriva nella gelida capitale svedese, indossa un elegante abito nero, emozionata, commossa, fiera. Sale sul palco, riceve il diploma e la medaglia dal re di Svezia e pronuncia il suo discorso di ringraziamento in un italiano perfetto, con quella voce calda che viene da Sardegna. Nel discorso Nobel difende il realismo contro estetismo, celebra la Sardegna come isola primitiva e fonte di ispirazione. Parla della sua famiglia, della sua terra, delle sue radici. Non rinnega nulla, non si vergogna di essere sarda, di venire da un grosso villaggio, tanto pittoresco quanto disgraziato come lei stessa aveva definito Nuoro. Anzi, è orgogliosa, perché è proprio quella Sardegna, quella Barbagia selvaggia, quel mondo arcaico e mitico che l'ha resa una scrittrice universale. Ma sai qual è la cosa più incredibile? La critica italiana continua a disprezzarla. Luigi Pirandello, sì, proprio lui, che vincerà il Nobel 8 anni dopo, la odiava. La chiamava sarcasticamente una scrittrice di romanzetti popolari. Diceva che le sue opere non avevano alcun peso nel canone letterario. E quando Grazia vinse il Nobel, Pirandello quasi esplose di rabbia. Non la sopportava. Non sopportava che una donna, un'autodidatta, una scrittrice regionale venisse premiata prima di lui. Ma il tempo ha dato ragione a Grazia. Oggi i suoi libri sono studiati in tutte le scuole, sono tradotti in decine di lingue, sono letti e amati in tutto il mondo. Ma cosa rende grande la scrittura di Grazia Deledda? Prima di tutto, le influenze. Grazia negli anni aveva studiato tantissimo, soprattutto i narratori russi dell'Ottocento. Aveva letto e divorato Lev Tolstoi. Le aveva anche dedicato una raccolta di storie, promuovendo uno studio comparato tra i costumi russi e i costumi sardi. Poi aveva letto Chekhov, Gogol, Turgenev, Dostoevsky e aveva capito una cosa. La Sardegna era come la Russia. Terre immense, arcaiche, misteriose. Società contadine dominate da forze primordiali, la natura, il destino, la violenza, la religiosità popolare. E come i grandi russi avevano raccontato la loro terra dandole una dimensione universale, così Grazia poteva fare con la Sardegna. Per questo nella sua Sardegna ci sono atmosfere dostoevskiane, personaggi tolstoiani, paesaggi che sembrano usciti da Turgenev. Ma c'è anche un'altra influenza, il verismo italiano. Giovanni Verga, siciliano, aveva raccontato nei suoi romanzi Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, il mondo dei pescatori e dei contadini siciliani con uno stile crudo, realistico, senza sentimentalismi. E Grazia Deledda fa lo stesso con i pastori sardi. Racconta la miseria, la violenza, le passioni brutali. Non edulcora, non abbellisce, mostra la Sardegna com'è. Per questo molti critici l'hanno accostata al verismo. E in effetti ci sono punti di contatto. I temi del destino, della famiglia popolare caduta in disgrazia, la rappresentazione senza filtri del mondo rurale. Ma c'è una differenza fondamentale. Grazia Deledda non è una verista pura, perché nella sua scrittura c'è sempre una dimensione mitica, simbolica, quasi fiabesca. La Sardegna non è solo un luogo reale, è un archetipo. È il teatro dove si svolge il dramma eterno dell'umanità. Ma la vita di Grazia Deledda, pur luminosa per successi letterari, fu segnata anche dalla tragedia personale. Abbiamo già detto delle morti in famiglia, ma c'è altro. Negli anni 30 Grazia scopre di avere un tumore al seno. Le condizioni peggiorano rapidamente. Lei lo sa che sta morendo, ma continua a scrivere, fino all'ultimo, fino a quando le forze non l'abbandonano completamente. Rifiuta l'operazione per non interrompere la scrittura e scrive il suo romanzo più autobiografico, Cosima. La storia di una giovane scrittrice sarda che deve lottare contro i pregiudizi della sua epoca e del suo paese per realizzare il suo sogno di scrivere. È Grazia stessa, è la sua storia, è il suo testamento letterario,
Il romanzo sarà pubblicato postumo nel 1937, un anno dopo la sua morte. Il 15 agosto 1936, giorno di Ferragosto, Roma è deserta, sotto il sole cocente d'agosto. E in una casa del quartiere Parioli, Grazia Deledda muore. Ha 64 anni, ha scritto decine di romanzi, centinaia di novelle, articoli, saggi. Ha conquistato il premio Nobel, ha fatto conoscere la Sardegna al mondo intero. Viene inizialmente tumulata al cimitero del Verano a Roma, ma alla fine degli anni 50 la famiglia decide di riportarla a Nuoro, nella chiesetta della Madonna della Solitudine. Un sarcofago di granito nero levigato, pietra di Sardegna, protegge le sue spoglie. È tornata a casa, nella sua Barbagia, nella sua Nuoro, nella sua terra che aveva tanto amato e tanto raccontato. Oggi, nel 2026, Grazia Deledda è più viva che mai. A Nuoro, nel quartiere di Sant'Upetru, c'è la casa natale di Grazia Deledda, oggi Museo Deleddiano. Si può visitare, si possono vedere le stanze dove Grazia visse fino al matrimonio nel 1900. Il percorso si snoda attraverso i 3 piani d'abitazione, con documenti originali, fotografie d'epoca, manoscritti e il diploma originale del premio Nobel. A Galtelì, il paese che ispirò Canne al vento, c'è il parco letterario Grazia Deledda. Ogni anno si organizzano eventi, passeggiate letterarie, rievocazioni storiche. A settembre c'è il Festival Sos Arastos de Gracia, le Orme di Grazia, che celebra la scrittrice con coralità, musica sarda, teatro. E poi c'è il Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda, nato nel 1952 e giunto ora alla 17ª edizione. Un premio prestigioso che ogni anno premia le migliori opere di narrativa, saggistica e studi deleddiani. Nel 2026 ricorre il centenario del Nobel. Grazia vinse il premio nel 1926, ma la cerimonia si tenne il 10 dicembre 1927. E la Sardegna si sta preparando a celebrare questo anniversario in grande stile. Ma veniamo ai fatti più recenti. Il 23 gennaio 2026 la Giunta regionale ha ufficialmente intitolato la Biblioteca regionale di Cagliari a Grazia Deledda. Un atto che arriva nel pieno dei preparativi per il centenario del Nobel. La notizia che sta scuotendo l'isola in queste ore è l'imminente arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nuoro, previsto per febbraio, per inaugurare le celebrazioni solenni. Non è solo una festa, è una riflessione su cosa significhi oggi essere sardi. La Regione Sardegna ha deciso di omaggiare gli istituti scolastici superiori dell'isola con 6 titoli tra i più conosciuti della Deledda: Canne al vento, La madre, Elias Portolu, Marianna Sirca, Cenere, Cosima. In totale 1566 volumi distribuiti a 133 scuole. L'assessore Ilaria Portas ha dichiarato: la finalità è dare massima diffusione e conoscenza della Deledda tra le studentesse e gli studenti sardi. E nel 2026 ci saranno mostre, convegni, festival letterari, iniziative artistiche in tutta la Sardegna per celebrare la più grande scrittrice che l'isola abbia mai prodotto. Il premio letterario Grazia Deledda, presieduto da Gustavo Zagrebelski, sta raccogliendo adesioni da tutto il mondo, segno che quella Sardegna arcaica descritta da Grazia parla ancora un linguaggio universale. Ma perché Grazia Deledda conta ancora oggi, nel 2026? Primo, perché è l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. In un secolo di premi Nobel l'Italia ha prodotto 6 vincitori. Uno solo è una donna, Grazia. Questo ci dice qualcosa sulla condizione femminile in Italia, sulla difficoltà che le donne hanno ancora oggi ad emergere in certi ambiti, sul fatto che Grazia 100 anni fa riuscì a fare qualcosa che nessuna donna italiana è più riuscita a fare. Secondo, perché Grazia Deledda rappresenta la rivincita dei marginali. Era una donna, era sarda, veniva da un paese sperduto, non aveva un'educazione formale, eppure conquistò il mondo. È un messaggio potentissimo. Non importa da dove vieni, non importa se sei uomo o donna, non importa se hai studiato nelle università prestigiose o se ti sei formato da autodidatta. Se hai talento, se hai qualcosa da dire, se hai il coraggio di lottare, puoi farcela. Terzo, perché Grazia Deledda fece conoscere la Sardegna al mondo. Prima di lei la Sardegna era sconosciuta. Dopo di lei tutti sapevano dell'esistenza di quest'isola misteriosa, arcaica, affascinante. E lo fece senza tradire la sua terra, senza piegarsi ai gusti del pubblico continentale. Raccontò la Sardegna com'era, rude, violenta, tragica, ma anche piena di bellezza, di poesia, di umanità. Quarto, perché le sue storie parlano di temi universali. Il peccato e la redenzione, il destino e il libero arbitrio,
l'amore e il dolore, la famiglia e la società. Sono temi che toccano tutti, sempre, ovunque. E infine perché Grazia Deledda fu una rivoluzionaria, una donna che osò fare quello che alle donne era proibito, che si oppose a una società patriarcale e ottusa, che rivendicò il suo diritto a emanciparsi nella scrittura e nella vita privata. Fu una pioniera, una combattente, una che non si piegò mai. E questo nel 2026 è ancora un esempio potentissimo. Deledda influenza generazioni di scrittori sardi come Salvatore Satta, Giuseppe De Sì, Sergio Azzeni. L'opera di Deledda non è solo letteratura, è patrimonio culturale della Sardegna. Ha creato stereotipi e al tempo stesso un'analisi profondamente umana dei rapporti sociali isolani. Ancora oggi la sua figura è oggetto di studi, festival, letture ed edizioni. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Se il coraggio di Grazia ti ha ispirato, iscriviti al canale e metti un like. Ma ora voglio sapere la tua. Secondo te, Grazia Deledda è ancora capita dei sardi di oggi o è diventata solo un simbolo da usare per il turismo? Hai mai letto Cane al vento o altri romanzi della Deledda? Discutiamone insieme. Grazie di cuore per aver seguito questo video nella vita di Grazia Deledda, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda non è solo la più grande scrittrice sarda, è una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento. È la dimostrazione che dalla Sardegna, da quella terra che molti considerano marginale, possono nascere geni che conquistano il mondo. E soprattutto è l'esempio di una donna che non si è mai arresa, che ha lottato contro tutto e tutti per realizzare il suo sogno, e che ce l'ha fatta. Grazia non ha solo vinto un premio, ha vinto una battaglia contro il silenzio. Oggi la celebriamo con monumenti e intitolazioni, ma abbiamo davvero imparato la sua lezione di libertà? Continua a seguire l'Isola Informa per altre storie di grandi sardi che hanno lasciato il segno nella storia, perché la nostra terra ha dato i natali a persone straordinarie, e queste persone meritano di essere ricordate. Un abbraccio forte a te che mi ha fatto compagnia fino alla fine, e ricorda, siamo canne al vento, ma possiamo scegliere come piegarci. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo racconto della nostra terra. 10 dicembre 1927, Stoccolma. La temperatura è sotto zero, ma nella sala del premio Nobel c'è una donna che viene dalla calda Sardegna. È minuta, elegante, emozionata. Si alza e davanti al re di Svezia e a tutta l'Europa pronuncia queste parole. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Quella donna è Grazia Deledda. Ha appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È la seconda donna nella storia del mondo a vincerlo. Ed è l'unica donna italiana che lo abbia mai vinto, ancora oggi nel 2026, quasi 100 anni dopo. Una donna nata in un piccolo paese della Barbagia, che andò solo fino alla quarta elementare, che si formò da autodidatta e che conquistò il mondo con le sue storie di pastori, di peccato, di redenzione, di Sardegna. Ma immagina una Nuoro di fango e granito, dove il destino di una donna era già scritto tra le mura domestiche e il rosario. Grazia Deledda non doveva essere solo una scrittrice. Eppure in questi giorni di gennaio 2026, mentre la Sardegna intera si prepara a celebrare il centenario del suo premio Nobel, ci rendiamo conto che quella piccola donna ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda la nostra isola. Ma a quale prezzo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se credi che la storia dei personaggi sardi più importanti meriti di essere raccontata con coraggio e senza filtri, iscriviti al canale e lascia un like. Questa è la storia dell'unica donna italiana premio Nobel. Il 27 settembre 1871 a Nuoro, un paese di 7.000 anime nel cuore della Barbagia, selvaggio, arcaico, isolato dal resto del mondo, eppure vivo, pulsante, ricco di cultura orale, di tradizioni millenarie, di storie raccontate davanti al fuoco, in una famiglia benestante, nasce Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. È la quarta di 7 figli. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Totoni, è un imprenditore e un politico locale, ex sindaco di Nuoro. Si diletta di poesia a livello amatoriale. La madre, Francesca Cambosu, è una donna dai severi costumi, forte, tradizionale. La famiglia Deledda non è povera. Hanno una casa dignitosa nel quartiere di Santu Pedro, hanno terreni, hanno rendite, ma soprattutto hanno qualcosa di raro per quell'epoca e quel luogo. Hanno libri. E la piccola Grazia, fin da bambina, li divora. Legge tutto ciò che le capita tra le mani, i romanzi di Carolina Invernizio, le avventure di Emilio Salgari, i classici della letteratura italiana.
Impara a leggere prestissimo, quasi da sola, guidata da una fame insaziabile di storie. Ma la vita della famiglia Deledda è segnata dal dolore. 2 sorelline muoiono piccoline. Il padre muore quando Grazia ha 18 anni. Uno dei fratelli, Santus, viene arrestato per banditismo e finisce in carcere. Un altro fratello muore giovane. Sono tragedie che segneranno profondamente Grazia e che entreranno trasformate nelle sue storie. Nuoro è capitale della Barbagia, regione montuosa isolata, povera, segnata da banditismo, superstizioni, tradizioni pagane e cristiane miste, leggende di folletti, spiriti maligni, malocchio, stregoneria. Deledda assorbe questa cultura orale. Pastori vendicativi, famiglie decadenti, passioni represse che esplodono in tragedie. La Sardegna rurale non è solo uno sfondo, è un personaggio. Con realismo Grazia racconta fatalismo, colpe, passioni, superstizioni e le rigide regole morali delle comunità isolane. Grazia Deledda frequenta le scuole elementari a Nuoro, ma si ferma alla quarta elementare. Perché? Perché nel 1880 in Sardegna le ragazze non andavano oltre. Le scuole superiori erano per i maschi. Le donne dovevano imparare a cucire, cucinare, gestire la casa. Punto. Non serve altro una donna, dicevano. Ma Grazia non si arrende. La madre, Francesca, si occupa personalmente della sua formazione. Le impartisce lezioni e soprattutto contatta un professore privato, Pietro Ganga, docente di lettere italiane, latine e greche. Con lui Grazia studia i classici, la grammatica, la letteratura. È un'educazione informale, discontinua, ma intensa. E soprattutto è un'educazione che le apre la mente. Ma tra le pagine dei libretti di nascosto e i racconti dei servi che arrivano dalle campagne, inizia a costruire un universo. Eppure c'è un problema gigantesco. Grazia cresce parlando in sardo, il dialetto nuorese è la sua lingua madre. L'italiano lo impara dai libri, e questo si sentirà sempre nella sua scrittura. Un italiano denso, arcaico, ricco di dialettismi, di costruzioni sintattiche che traducono il pensiero sardo. Ma proprio questa imperfezione diventerà la sua forza, perché Grazia Deledda non scrive in un italiano accademico e distaccato, scrive con la voce della sua terra, con i ritmi, i colori, i suoni della Sardegna. E intanto fin da giovanissima Grazia rivela la sua inclinazione. Vuole scrivere, vuole diventare scrittrice, in un mondo che considera la scrittura una cosa da uomini, in una Sardegna patriarcale dove una donna che scriveva era vista come una pazza, una che si dava delle arie. Una ragazza che scriveva ai giornali era quasi uno scandalo pubblico, ma Grazia se ne frega. Ha 17 anni e manda il suo primo racconto a una rivista. Nel 1887 Grazia scrive il racconto Sangue Sardo e lo manda alla rivista romana L'Ultima Moda, una rivista di moda femminile. E il racconto viene pubblicato. È l'esordio, è l'inizio di tutto, ma è anche l'inizio dello scandalo. Perché a Nuoro, quando la gente legge quel racconto, resta scioccata. Grazia ha descritto la Sardegna come un luogo selvaggio, violento, arcaico. Ha parlato di vendette, di sangue, di passioni primitive. Ha raccontato una Sardegna vera, cruda, lontana dalle cartoline folcloristiche che andavano di moda. E i nuoresi si offendono. Come osa questa ragazza? Dipinge la nostra terra come un posto ai barbari. Ci fa fare brutta figura davanti agli italiani del continente. La cronaca dell'epoca ci parla di una Nuoro che la guardava con sospetto. Grazia viene insultata, derisa, evitata. Le famiglie di Nuoro la guardano con disprezzo. La sua comunità si sentì tradita. Ci descrive come selvaggi, sussurravano nei caffè di Via Maiore. Ma lei non si ferma. Anzi, continua a scrivere. Racconti, novelle, articoli. Li manda a riviste di tutta Italia. L'Ultima Moda, La Sardegna, Riviera Ligure. Giovanissima comincia a scrivere per giornali locali come La Nuova Sardegna e il Corriere Sardo. Nel 1890 pubblica la sua prima raccolta, il romanzo giovanile Fior di Sardegna, poi ribattezzato Fiore d'Oro. A 19 anni. Era giornalismo investigativo dell'anima, prima ancora che letteratura. Ma Grazia Deledda non vuole restare una scrittrice per bambini, non vuole conformarsi a quella che era la letteratura femminile dell'epoca. Romanzi rosa, storielle sentimentali, letteratura di evasione. Lei ha molte altre cose da dire e soprattutto lei vuole la Sardegna, vuole raccontare la sua terra, vuole farla conoscere al mondo intero.
Nel 1899, a 28 anni, Grazia Deledda conosce per corrispondenza Palmiro Madesani, un impiegato del Ministero delle Finanze originario di Taranto, ma di stanza a Cagliari, e se ne innamora, o forse più semplicemente vede in lui una via di fuga, una possibilità di lasciare Nuoro, quel paese che la opprime, che la giudica, che non la capisce. L'11 gennaio 1900 Grazia e Palmiro si sposano nella chiesa del Rosario a Nuoro e si trasferiscono a Roma. Roma, la capitale, il centro della cultura italiana. Per Grazia è come aprire la finestra dopo anni in una stanza chiusa. Può respirare, può scrivere, può essere se stessa. Palmiro diventa il suo agente letterario, la sostiene, la incoraggia, gestisce i contatti con gli editori, promuove le sue opere in Italia e all'estero, ottenendo traduzioni in francese, tedesco, inglese. Nascono due figli, Sardus nel dicembre 1900 e Franz nel 1904. Vita appartata. Deledda rifiuta salotti letterari, dedica tempo a famiglia e scrittura. Roma è esilio volontario. Deledda soffre nostalgia di Nuoro, ma rifiuta il ritorno permanente. Roma mi ha dato il pane, ma Nuoro mi ha dato l'anima, scrive. Ma il cuore di Grazia resta in Sardegna. Anzi, paradossalmente è proprio da Roma che riesce finalmente a vedere la sua terra con la giusta distanza. Non è più dentro, non è più schiacciata dal giudizio dei paesani, può guardarla dall'alto, con occhio letterario. Ed è adesso che inizia a scrivere i suoi capolavori. Tra il 1890 e il 1899 pubblica 14 romanzi e centinaia di novelle. Nel 1903 pubblica Elias Portolo, la storia di un ex galeotto che si innamora della fidanzata del fratello. Passione, peccato, redenzione impossibile. Opera psicologica profonda, non verismo naturalistico, ma introspezione di coscienza tormentata. Primo successo nazionale, tradotto presto all'estero. Nel 1904 esce Cenere, la storia di una madre che abbandona il figlio e poi cerca di costruire il rapporto. Un romanzo che nel 1916 diventerà un film muto, interpretato dalla divina Eleonora Duse. Nel 1908 pubblica L'Edera, una storia di gelosia, possessione, morte. Il viaggio nel cuore della Sardegna continua. Se non vuoi perdere altri video sui personaggi che hanno fatto la nostra storia, iscriviti ora e attiva la campanella. Un piccolo gesto che aiuta questo progetto a crescere. Ma è nel 1913 che arriva il romanzo, il capolavoro, il libro che cambierà tutto. Grazia Deledda pubblica puntate sulla rivista L'Illustrazione Italiana, il suo romanzo più famoso, Canne al vento. L'ambientazione è Galtellì, un paese vicino a Nuoro, dove Grazia era stata in visita. Nel romanzo il paese si chiama Galte. La storia è questa. 3 sorelle nobili ma decadute, Esther, Ruth e Noemi Pintor, vivono con il servo Efix in una casa cadente. Il padrone della famiglia, Don Zame, era fuggito anni prima in Sud America per sfuggire a un omicidio e alle vendette. Le sorelle aspettano il ritorno del nipote Giacinto, figlio di Don Zame, che dovrebbe salvare la famiglia dalla miseria. Ma quando Giacinto arriva è un dandy corrotto, pieno di debiti, che invece di salvare la famiglia la trascina ancora più in basso. Efix, il servo fedele, cerca disperatamente di proteggere le sue padrone, ma il destino, quel fatto cieco e crudele che domina tutta l'opera dell'Ediana, è più forte di lui. Il titolo Canne al vento viene da una frase che la vecchia Esther dice a un certo punto. Siamo canne e la sorte è il vento. È una metafora perfetta per l'intera visione del mondo di Grazia Deledda. Gli esseri umani sono fragili, impotenti, in balia di forze più grandi di loro. Il destino, la natura, la società, le passioni. Simbolismo potente. Canne al vento metafora di vite fragili piegate dal destino. Leggende di folletti, fate crudeli animano la Barbagia. Conflitto tra istinti e convinzioni sociali, sensi di colpa, espiazione dolorosa. Ma, e qui sta la grandezza di Deledda, pur essendo canne al vento, gli uomini possono scegliere. Possono commettere il male o compiere il bene. Hanno il libero arbitrio. Possono lottare anche se perdono. Possono amare anche se soffrono. Possono redimersi anche se è tardi. È una visione tragica, ma non disperata. È una visione profondamente umana. E il paesaggio? La Sardegna di Canne al vento non è una cartolina folcloristica. È una terra mitica, archetipica. È biblica, dostoevskiana. È il luogo dove si combattono le grandi battaglie dell'anima umana. Opera plastica, ritrae vita sarda qual è e con profondità umana universale. Ancora ristampata da Feltrinelli nel 2024, la critica italiana storse il naso. Troppo provinciale, dicevano, troppo regionale, non abbastanza universale.
ma si sbagliavano. Perché proprio quella specificità sarda, quella radicalità locale, diventava universale. Le storie dei pastori nuoresi parlavano dell'umanità intera e il mondo se ne accorse. Nel 1926 a Stoccolma il Comitato Nobel si riunisce. Devono decidere il vincitore del premio Nobel per la letteratura e scelgono lei, Grazia Deledda. La motivazione ufficiale recita: per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. È il riconoscimento, è la consacrazione, è il trionfo. Grazia Deledda è la seconda donna nella storia a vincere il Nobel per la letteratura, dopo la svedese Selma Lagerlöf nel 1909, e sarà l'unica italiana fino ad oggi, nel 2026. Pensa, dopo di lei hanno vinto il Nobel italiani come Luigi Pirandello nel 1934, Salvatore Quasimodo nel 1959, Eugenio Montale nel 1975, Dario Fo nel 1997, tutti uomini. E la cerimonia di premiazione avviene il 10 dicembre 1927 a Stoccolma. Grazia viaggia con il marito Palmiro, arriva nella gelida capitale svedese, indossa un elegante abito nero, è emozionata, commossa, fiera. Sale sul palco, riceve il diploma e la medaglia dal re di Svezia e pronuncia il suo discorso di ringraziamento in un italiano perfetto, con quella voce calda che viene da Sardegna. Nel discorso Nobel difende realismo contro estetismo, celebra la Sardegna come isola primitiva e fonte di ispirazione. Parla della sua famiglia, della sua terra, delle sue radici. Non rinnega nulla, non si vergogna di essere sarda, di venire da un grosso villaggio, tanto pittoresco quanto disgraziato come lei stessa aveva definito Nuoro. Anzi, è orgogliosa, perché è proprio quella Sardegna, quella Barbagia selvaggia, quel mondo arcaico e mitico che l'ha resa una scrittrice universale. Ma sai qual è la cosa più incredibile? La critica italiana continua a disprezzarla. Luigi Pirandello, sì, proprio lui, che vincerà il Nobel 8 anni dopo, la odiava. La chiamava sarcasticamente una scrittrice di romanzetti popolari. Diceva che le sue opere non avevano alcun peso nel canone letterario. E quando Grazia vinse il Nobel, Pirandello quasi esplose di rabbia. Non la sopportava. Non sopportava che una donna, un'autodidatta, una scrittrice regionale venisse premiata prima di lui. Ma il tempo ha dato ragione a Grazia. Oggi i suoi libri sono studiati in tutte le scuole, sono tradotti in decine di lingue, sono letti e amati in tutto il mondo. Ma cosa rende grande la scrittura di Grazia Deledda? Prima di tutto, le influenze. Grazia negli anni aveva studiato tantissimo, soprattutto i narratori russi dell'Ottocento. Aveva letto e divorato Lev Tolstoi. Le aveva anche dedicato una raccolta di storie, promuovendo uno studio comparato tra i costumi russi e i costumi sardi. Poi aveva letto Chekhov, Gogol, Turgenev, Dostoevsky e aveva capito una cosa: la Sardegna era come la Russia, terre immense, arcaiche, misteriose, società contadine dominate da forze primordiali, la natura, il destino, la violenza, la religiosità popolare. E come i grandi russi avevano raccontato la loro terra dandole una dimensione universale, così Grazia poteva fare con la Sardegna. Per questo nella sua Sardegna ci sono atmosfere dostoevskiane, personaggi tolstoiani, paesaggi che sembrano usciti da Turgenev. Ma c'è anche un'altra influenza, il verismo italiano. Giovanni Verga, siciliano, aveva raccontato nei suoi romanzi Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, il mondo dei pescatori e dei contadini siciliani con uno stile crudo, realistico, senza sentimentalismi. E Grazia Deledda fa lo stesso con i pastori sardi. Racconta la miseria, la violenza, le passioni brutali. Non edulcora, non abbellisce, mostra la Sardegna com'è. Per questo molti critici l'hanno accostata al verismo. E in effetti ci sono punti di contatto. I temi del destino, della famiglia popolare caduta in disgrazia, la rappresentazione senza filtri del mondo rurale. Ma c'è una differenza fondamentale. Grazia Deledda non è una verista pura, perché nella sua scrittura c'è sempre una dimensione mitica, simbolica, quasi fiabesca. La Sardegna non è solo un luogo reale, è un archetipo. È il teatro dove si svolge il dramma eterno dell'umanità. Ma la vita di Grazia Deledda, pur luminosa per successi letterari, fu segnata anche dalla tragedia personale. Abbiamo già detto delle morti in famiglia, ma c'è altro. Negli anni 30 Grazia scopre di avere un tumore al seno.
Le condizioni peggiorano rapidamente. Lei lo sa che sta morendo, ma continua a scrivere, fino all'ultimo, fino a quando le forze non l'abbandonano completamente. Rifiuta l'operazione per non interrompere la scrittura e scrive il suo romanzo più autobiografico, Cosima. La storia di una giovane scrittrice sarda che deve lottare contro i pregiudizi della sua epoca e del suo paese per realizzare il suo sogno di scrivere. È Grazia stessa, è la sua storia, è il suo testamento letterario. Il romanzo sarà pubblicato postumo nel 1937, un anno dopo la sua morte. Il 15 agosto 1936, giorno di Ferragosto, Roma è deserta, sotto il sole cocente d'agosto. E in una casa del quartiere Parioli, Grazia Deledda muore. Ha 64 anni, ha scritto decine di romanzi, centinaia di novelle, articoli, saggi. Ha conquistato il premio Nobel, ha fatto conoscere la Sardegna al mondo intero. Viene inizialmente tumulata al cimitero del Verano a Roma, ma alla fine degli anni 50 la famiglia decide di riportarla a Nuoro, nella chiesetta della Madonna della Solitudine. Un sarcofago di granito nero levigato, pietra di Sardegna, protegge le sue spoglie. È tornata a casa, nella sua Barbagia, nella sua Nuoro, nella sua terra che aveva tanto amato e tanto raccontato. Oggi, nel 2026, Grazia Deledda è più viva che mai. A Nuoro, nel quartiere di Sant'Upetru, c'è la casa natale di Grazia Deledda, oggi Museo Deleddiano. Si può visitare, si possono vedere le stanze dove Grazia visse fino al matrimonio nel 1900. Il percorso si snoda attraverso i 3 piani d'abitazione, con documenti originali, fotografie d'epoca, manoscritti e il diploma originale del premio Nobel. A Galtelì, il paese che ispirò Canne al vento, c'è il parco letterario Grazia Deledda. Ogni anno si organizzano eventi, passeggiate letterarie, rievocazioni storiche. A settembre c'è il Festival Sos Arastos de Gracia, le Orme di Grazia, che celebra la scrittrice con coralità, musica sarda, teatro. E poi c'è il Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda, nato nel 1952 e giunto ora alla 17ª edizione. Un premio prestigioso che ogni anno premia le migliori opere di narrativa, saggistica e studi deleddiani. Nel 2026 ricorre il centenario del Nobel. Grazia vinse il premio nel 1926, ma la cerimonia si tenne il 10 dicembre 1927. E la Sardegna si sta preparando a celebrare questo anniversario in grande stile. Ma veniamo ai fatti più recenti. Il 23 gennaio 2026 la Giunta regionale ha ufficialmente intitolato la Biblioteca regionale di Cagliari a Grazia Deledda. Un atto che arriva nel pieno dei preparativi per il centenario del Nobel. La notizia che sta scuotendo l'isola in queste ore è l'imminente arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nuoro, previsto per febbraio, per inaugurare le celebrazioni solenni. Non è solo una festa, è una riflessione su cosa significhi oggi essere sardi. La Regione Sardegna ha deciso di omaggiare gli istituti scolastici superiori dell'isola con 6 titoli tra i più conosciuti della Deledda: Canne al vento, La madre, Elias Portolu, Marianna Sirca, Cenere, Cosima. In totale 1566 volumi distribuiti a 133 scuole. L'assessore Ilaria Portas ha dichiarato: la finalità è dare massima diffusione e conoscenza della Deledda tra le studentesse e gli studenti sardi. E nel 2026 ci saranno mostre, convegni, festival letterari, iniziative artistiche in tutta la Sardegna per celebrare la più grande scrittrice che l'isola abbia mai prodotto. Il premio letterario Grazia Deledda, presieduto da Gustavo Zagrebelsky, sta raccogliendo adesioni da tutto il mondo, segno che quella Sardegna arcaica descritta da Grazia parla ancora un linguaggio universale. Ma perché Grazia Deledda conta ancora oggi, nel 2026? Primo, perché è l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. In un secolo di premi Nobel l'Italia ha prodotto 6 vincitori. Uno solo è una donna, Grazia. Questo ci dice qualcosa sulla condizione femminile in Italia, sulla difficoltà che le donne hanno ancora oggi ad emergere in certi ambiti, sul fatto che Grazia 100 anni fa riuscì a fare qualcosa che nessuna donna italiana è più riuscita a fare. Secondo, perché Grazia Deledda rappresenta la rivincita dei marginali. Era una donna, era sarda, veniva da un paese sperduto, non aveva un'educazione formale, eppure conquistò il mondo. È un messaggio potentissimo. Non importa da dove vieni, non importa se sei uomo o donna, non importa se hai studiato nelle università prestigiose o se ti sei formato da autodidatta. Se hai talento, se hai qualcosa da dire, se hai il coraggio di lottare, puoi farcela. Terzo, perché Grazia Deledda fece conoscere la Sardegna al mondo. Prima di lei la Sardegna era sconosciuta.
Dopo di lei, tutti sapevano dell'esistenza di quest'isola misteriosa, arcaica, affascinante. E lo fece senza tradire la sua terra, senza piegarsi ai gusti del pubblico continentale. Raccontò la Sardegna com'era, rude, violenta, tragica, ma anche piena di bellezza, di poesia, di umanità. Quarto, perché le sue storie parlano di temi universali. Il peccato e la redenzione, il destino e il libero arbitrio, l'amore e il dolore, la famiglia e la società. Sono temi che toccano tutti, sempre, ovunque. E infine perché Grazia Deledda fu una rivoluzionaria, una donna che osò fare quello che alle donne era proibito, che si oppose a una società patriarcale e ottusa, che rivendicò il suo diritto a emanciparsi nella scrittura e nella vita privata. Fu una pioniera, una combattente, una che non si piegò mai. E questo nel 2026 è ancora un esempio potentissimo. Deledda influenza generazioni di scrittori sardi come Salvatore Satta, Giuseppe De Sì, Sergio Azzeni. L'opera di Deledda non è solo letteratura, è patrimonio culturale della Sardegna. Ha creato stereotipi e al tempo stesso un'analisi profondamente umana dei rapporti sociali isolani. Ancora oggi la sua figura è oggetto di studi, festival, letture ed edizioni. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Se il coraggio di Grazia ti ha ispirato, iscriviti al canale e metti un like. Ma ora voglio sapere la tua. Secondo te, Grazia Deledda è ancora capita dei sardi di oggi o è diventata solo un simbolo da usare per il turismo? Hai mai letto Cane al vento o altri romanzi della Deledda? Discutiamone insieme. Grazie di cuore per aver seguito questo video nella vita di Grazia Deledda, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda non è solo la più grande scrittrice sarda, è una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento. È la dimostrazione che dalla Sardegna, da quella terra che molti considerano marginale, possono nascere geni che conquistano il mondo. E soprattutto è l'esempio di una donna che non si è mai arresa, che ha lottato contro tutto e tutti per realizzare il suo sogno, e che ce l'ha fatta. Grazia non ha solo vinto un premio, ha vinto una battaglia contro il silenzio. Oggi la celebriamo con monumenti e intitolazioni, ma abbiamo davvero imparato la sua lezione di libertà? Continua a seguire l'Isola in Forma per altre storie di grandi sardi che hanno lasciato il segno nella storia, perché la nostra terra ha dato in Natale a persone straordinarie, e queste persone meritano di essere ricordate. Un abbraccio forte a te che mi ha fatto compagnia fino alla fine, e ricorda, siamo canne al vento, ma possiamo scegliere come piegarci. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo racconto della nostra terra. 10 dicembre 1927, Stoccolma. La temperatura è sotto zero, ma nella sala del premio Nobel c'è una donna che viene dalla calda Sardegna. È minuta, elegante, emozionata. Si alza e davanti al re di Svezia e a tutta l'Europa pronuncia queste parole. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Quella donna è Grazia Deledda. Ha appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È la seconda donna nella storia del mondo a vincerlo. Ed è l'unica donna italiana che lo abbia mai vinto, ancora oggi nel 2026, quasi 100 anni dopo. Una donna nata in un piccolo paese della Barbagia, che andò solo fino alla quarta elementare, che si formò da autodidatta e che conquistò il mondo con le sue storie di pastori, di peccato, di redenzione, di Sardegna. Ma immagina una Nuoro di fango e granito, dove il destino di una donna era già scritto tra le mura domestiche e il rosario. Grazia Deledda non doveva essere solo una scrittrice. Eppure in questi giorni di gennaio 2026, mentre la Sardegna intera si prepara a celebrare il centenario del suo premio Nobel, ci rendiamo conto che quella piccola donna ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda la nostra isola. Ma a quale prezzo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se credi che la storia dei personaggi sardi più importanti meriti di essere raccontata con coraggio e senza filtri, iscriviti al canale e lascia un like. Questa è la storia dell'unica donna italiana premio Nobel. Il 27 settembre 1871 a Nuoro, un paese di 7000 anime nel cuore della Barbagia, selvaggio, arcaico, isolato dal resto del mondo, eppure vivo, pulsante, ricco di cultura orale, di tradizioni millenarie, di storie raccontate davanti al fuoco, in una famiglia benestante, nasce Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. È la quarta di 7 figli. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Totoni, è un imprenditore e un politico locale, ex sindaco di Nuoro. Si diletta di poesia a livello amatoriale.
La madre, Francesca Cambosu, è una donna dai severi costumi, forte, tradizionale. La famiglia Deledda non è povera, hanno una casa dignitosa nel quartiere di Santo Pedro, hanno terreni, hanno rendite, ma soprattutto hanno qualcosa di raro per quell'epoca e quel luogo. Hanno libri. E la piccola Grazia fin da bambina li divora. Legge tutto ciò che le capita tra le mani, i romanzi di Carolina Invernizio, le avventure di Emilio Salgari, i classici della letteratura italiana. Impara a leggere prestissimo, quasi da sola, guidata da una fame insaziabile di storie. Ma la vita della famiglia Deledda è segnata dal dolore. 2 sorelline muoiono piccoline. Il padre muore quando Grazia ha 18 anni. Uno dei fratelli, Santos, viene arrestato per banditismo e finisce in carcere. Un altro fratello muore giovane. Sono tragedie che segneranno profondamente Grazia e che entreranno trasformate nelle sue storie. Nuoro è capitale della Barbagia, regione montuosa isolata, povera, segnata da banditismo, superstizioni, tradizioni pagane e cristiane miste, leggende di folletti, spiriti maligni, malocchio, stregoneria. Deledda assorbe questa cultura orale. Pastori vendicativi, famiglie decadenti, passioni represse che esplodono in tragedie. La Sardegna rurale non è solo uno sfondo, è un personaggio. Con realismo Grazia racconta fatalismo, colpe, passioni, superstizioni e le rigide regole morali delle comunità isolane. Grazia Deledda frequenta le scuole elementari a Nuoro, ma si ferma alla 4ª elementare. Perché? Perché nel 1880 in Sardegna le ragazze non andavano oltre. Le scuole superiori erano per i maschi. Le donne dovevano imparare a cucire, cucinare, gestire la casa. Punto. Non serve altro una donna, dicevano. Ma Grazia non si arrende. La madre, Francesca, si occupa personalmente della sua formazione. Le impartisce lezioni e soprattutto contatta un professore privato, Pietro Ganga, docente di lettere italiane, latine e greche. Con lui Grazia studia i classici, la grammatica, la letteratura. È un'educazione informale, discontinua, ma intensa. E soprattutto è un'educazione che le apre la mente. Ma tra le pagine dei libriletti di nascosto e i racconti dei servi che arrivano dalle campagne, inizia a costruire un universo. Eppure c'è un problema gigantesco. Grazia cresce parlando in sardo, il dialetto nuorese è la sua lingua madre. L'italiano lo impara dai libri, e questo si sentirà sempre nella sua scrittura. Un italiano denso, arcaico, ricco di dialettismi, di costruzioni sintattiche che traducono il pensiero sardo. Ma proprio questa imperfezione diventerà la sua forza, perché Grazia Deledda non scrive in un italiano accademico e distaccato, scrive con la voce della sua terra, con i ritmi, i colori, i suoni della Sardegna. E intanto fin da giovanissima Grazia rivela la sua inclinazione. Vuole scrivere, vuole diventare scrittrice, in un mondo che considera la scrittura una cosa da uomini, in una Sardegna patriarcale dove una donna che scriveva era vista come una pazza, una che si dava delle arie. Una ragazza che scriveva ai giornali era quasi uno scandalo pubblico, ma Grazia se ne frega. Ha 17 anni e manda il suo primo racconto a una rivista. Nel 1887 Grazia scrive il racconto Sangue Sardo e lo manda alla rivista romana L'Ultima Moda, una rivista di moda femminile. E il racconto viene pubblicato, è l'esordio, è l'inizio di tutto, ma è anche l'inizio dello scandalo. Perché a Nuoro, quando la gente legge quel racconto, resta scioccata. Grazia ha descritto la Sardegna come un luogo selvaggio, violento, arcaico. Ha parlato di vendette, di sangue, di passioni primitive. Ha raccontato una Sardegna vera, cruda, lontana dalle cartoline folcloristiche che andavano di moda. E i nuoresi si offendono. Come osa questa ragazza? Dipinge la nostra terra come un posto ai barbari. Ci fa fare brutta figura davanti agli italiani del continente. La cronaca dell'epoca ci parla di una Nuoro che la guardava con sospetto. Grazia viene insultata, derisa, evitata. Le famiglie di Nuoro la guardano con disprezzo. La sua comunità si sente tradita. Ci descrive come selvaggi, sussurravano nei caffè di Via Maiore. Ma lei non si ferma. Anzi, continua a scrivere. Racconti, novelle, articoli. Li manda a riviste di tutta Italia. L'Ultima Moda, La Sardegna, Riviera Ligure. Giovanissima comincia a scrivere per giornali locali come La Nuova Sardegna e il Corriere Sardo. Nel 1890 pubblica la sua prima raccolta, il romanzo giovanile Fior di Sardegna, poi ribattezzato Fiore d'Oro. A 19 anni. Era giornalismo investigativo dell'anima, prima ancora che letteratura.
Ma Grazia Deledda non vuole restare una scrittrice per bambini, non vuole conformarsi a quella che era la letteratura femminile dell'epoca. Romanzi rosa, storielle sentimentali, letteratura di evasione. Lei ha molte altre cose da dire e soprattutto lei vuole la Sardegna, vuole raccontare la sua terra, vuole farla conoscere al mondo intero. Nel 1899, a 28 anni, Grazia Deledda conosce per corrispondenza Palmiro Madesani, un impiegato del Ministero delle Finanze originario di Taranto, ma di stanza a Cagliari. E se ne innamora, o forse più semplicemente vede in lui una via di fuga, una possibilità di lasciare Nuoro, quel paese che la opprime, che la giudica, che non la capisce. L'11 gennaio 1900 Grazia e Palmiro si sposano nella chiesa del Rosario a Nuoro e si trasferiscono a Roma. Roma, la capitale, il centro della cultura italiana. Per Grazia è come aprire la finestra dopo anni in una stanza chiusa. Può respirare, può scrivere, può essere se stessa. Palmiro diventa il suo agente letterario, la sostiene, la incoraggia, gestisce i contatti con gli editori, promuove le sue opere in Italia e all'estero, ottenendo traduzioni in francese, tedesco, inglese. Nascono due figli, Sardus nel dicembre 1900 e Franz nel 1904. Vita appartata. Deledda rifiuta salotti letterari, dedica tempo a famiglia e scrittura. Roma è esilio volontario. Deledda soffre nostalgia di Nuoro, ma rifiuta il ritorno permanente. Roma mi ha dato il pane, ma Nuoro mi ha dato l'anima, scrive. Ma il cuore di Grazia resta in Sardegna. Anzi, paradossalmente è proprio da Roma che riesce finalmente a vedere la sua terra con la giusta distanza. Non è più dentro, non è più schiacciata dal giudizio dei paesani. Può guardarla dall'alto, con occhio letterario. Ed è adesso che inizia a scrivere i suoi capolavori. Tra il 1890 e il 1899 pubblica 14 romanzi e centinaia di novelle. Nel 1903 pubblica Elias Portolo, la storia di un ex galeotto che si innamora della fidanzata del fratello. Passione, peccato, redenzione impossibile. Opera psicologica profonda, non verismo naturalistico, ma introspezione di coscienza tormentata. Primo successo nazionale, tradotto presto all'estero. Nel 1904 esce Cenere, la storia di una madre che abbandona il figlio e poi cerca di costruire il rapporto. Un romanzo che nel 1916 diventerà un film muto, interpretato dalla divina Eleonora Duse. Nel 1908 pubblica L'Edera, una storia di gelosia, possessione, morte. Il viaggio nel cuore della Sardegna continua. Se non vuoi perdere altri video sui personaggi che hanno fatto la nostra storia, iscriviti ora e attiva la campanella. Un piccolo gesto che aiuta questo progetto a crescere. Ma è nel 1913 che arriva il romanzo, il capolavoro, il libro che cambierà tutto. Grazia Deledda pubblica puntate sulla rivista L'Illustrazione Italiana, il suo romanzo più famoso, Canne al vento. L'ambientazione è Galtellì, un paese vicino a Nuoro, dove Grazia era stata in visita. Nel romanzo il paese si chiama Galte. La storia è questa. 3 sorelle nobili ma decadute, Esther, Ruth e Noemi Pintor, vivono con il servo Efix in una casa cadente. Il padrone della famiglia, Don Zame, era fuggito anni prima in Sud America per sfuggire a un omicidio e alle vendette. Le sorelle aspettano il ritorno del nipote Giacinto, figlio di Don Zame, che dovrebbe salvare la famiglia dalla miseria. Ma quando Giacinto arriva è un dandy corrotto, pieno di debiti, che invece di salvare la famiglia la trascina ancora più in basso. Efix, il servo fedele, cerca disperatamente di proteggere le sue padrone, ma il destino, quel fatto cieco e crudele che domina tutta l'opera dell'Ediana, è più forte di lui. Il titolo Canne al vento viene da una frase che la vecchia Esther dice a un certo punto. Siamo canne e la sorte è il vento. È una metafora perfetta per l'intera visione del mondo di Grazia Deledda. Gli esseri umani sono fragili, impotenti, in balia di forze più grandi di loro. Il destino, la natura, la società, le passioni. Simbolismo potente. Canne al vento, metafora di vite fragili piegate dal destino. Leggende di folletti, fate crudeli animano la Barbagia. Conflitto tra istinti e convinzioni sociali, sensi di colpa, espiazione dolorosa. Ma, e qui sta la grandezza di Deledda, pur essendo canne al vento, gli uomini possono scegliere. Possono commettere il male o compiere il bene. Hanno il libero arbitrio. Possono lottare anche se perdono. Possono amare anche se soffrono. Possono redimersi anche se è tardi. È una visione tragica, ma non disperata. È una visione profondamente umana. E il paesaggio? La Sardegna di Canne al vento non è una cartolina folcloristica.
È una terra mitica, archetipica, è biblica, dostoevskiana. È il luogo dove si